insomma, non insomma, attardarsi. Come prima cosa, come forse vi siete accorti perché vi è arrivata adesso, o dovrebbe esservi arrivata una notifica da Zoom, l'evento viene registrato, dunque se qualcuno avesse qualcosa in contrario, non volesse essere registrato altro, è pregato di avvertirci subito, altrimenti noi procediamo con la registrazione dell'evento. Detta questa cosa, e comunque era molto importante dire subito, porto il saluto della scuola. Noi come scuola di specializzazione in beni demo-etnoantropologici di Roma siamo ben felici di ospitare oggi questo evento e anche di poter permettere, sia pure in forma abbreviata, di vedere il film, perché riteniamo che insomma uno dei lavori della scuola è anche un momento di riflessione su quelle che sono delle specifiche tematiche di nostro interesse, e sicuramente lo stesso oggetto del film rientra a pieno titolo proprio per il suo, anche per i suoi aspetti, non solo per quelli di sapere della mano, che è una cosa che per noi diventa particolarmente interessante. Noi quest'anno stiamo riemergendo piano piano come tutta Italia, dai 2 anni di pandemia, che hanno in qualche modo contratto le nostre attività. Siamo felici di essere riusciti a portare a termine per il momento 2 attività importanti: la presentazione del libro che c'è stata l'altra volta sugli ecomusei, e oggi questo film, con la speranza che subito dopo la pausa estiva noi si possa anche pensare a un altro paio di interventi del genere, ma quello che ci interessa, che mi pare confermato anche oggi, sia soprattutto la possibilità, principalmente per i nostri studenti, ma non solo, di un confronto con chi opera in questo settore, un confronto che quindi permette di proiettare i ragazzi che frequentano la scuola direttamente dentro un clima intellettuale di costruzione culturale, di indagine sugli oggetti e di riflessione sul ruolo dei musei, che poi sono le 3 attività che io credo sono centrali nella formazione dei nostri ragazzi. Io mi ero ripromesso di parlare 2 minuti, sono accorto dall'orologio che implacabile è sopra il mio cellulare, che invece ne sono già passati 3. Comunque io andrei rapidamente a una conclusione, ripeto, non per pigrizia, perché ritengo che sarà come l'altra una giornata densa. L'altra volta mi pare che alla fine siamo stati più di 4 ore. E quindi ci sono le premesse per un dibattito anche per interesse del film che andremo a vedere, sono le premesse per un dibattito denso e proficuo, e dunque togliergli tempo con dei saluti sicuramente che faccio con estremo piacere, ma che ritengo non debbano essere molto lunghi, non è il caso. Allora io a questo punto mi metto in attento ascolto, tolgo il microfono e lascio la parola a Roberta. Ripeto, ricordate tutti che stiamo in registrazione e che probabilmente, questo va detto, se come già per l'altro evento, cercheremo di condividere l'evento poi una volta passati i tempi tecnici per poterlo fare, di condividerlo su qualche canale social, in modo che poi anche chi purtroppo per una serie di ragioni oggi non ha potuto partecipare possa in qualche modo comunque recuperare la discussione. Allora Roberta, lascio la parola a te e grazie a tutti per essere qui. Bene, io ringrazio il direttore della scuola e mi ricollego al fatto che lui stesso ha ricordato il seminario che si è tenuto il 15 marzo per sottolineare come questo seminario di oggi è il secondo seminario che la scuola fa in collaborazione con un ecomuseo, in particolare l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese.
Quindi c'è un collegamento fra i due seminari, ma c'è un collegamento che va al di là, diciamo, dell'aspetto formale, perché nel seminario del 15 marzo abbiamo presentato e discusso l'ultimo libro di Hugues de Varin, L'ecomuseo singolare e plurale. Molti di noi eravamo presenti in quella occasione e come anche accennava Pino Schirripa, c'è stata una discussione molto, molto lunga, e secondo me talmente lunga che non si è neanche del tutto conclusa, quindi rimane aperto uno spazio di discussione in cui sono state affrontate soprattutto le questioni teoriche di fondo, diciamo, che orientano l'operato degli ecomusei, che cosa vuol dire essere ecomuseo e che cosa fa l'ecomuseo. E il collegamento quindi con il seminario di marzo, in questo caso, nel caso di oggi, è soprattutto legato al fatto che noi oggi abbiamo un concreto esempio di una, diciamo, modalità operativa ecomuseale che avviene all'interno di uno specifico processo di valorizzazione e di sviluppo locale sostenibile. Quindi dai discorsi, diciamo, più teorici che abbiamo fatto, oggi passiamo a renderci conto di una concreta realizzazione e del come, del perché diciamo dei risultati ottenuti. Il progetto di cui oggi parliamo e in cui il film è inserito è un progetto che l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese sta portando avanti ormai da parecchi anni e riguarda il sistema turnario di raccolta e lavorazione del latte e di produzione del formaggio, che è un sistema che è stato largamente diffuso nell'arco alpino, diciamo, fra l'Ottocento e la prima metà del Novecento, che è particolarmente funzionale alle economie di piccola scala, evidentemente, e che oggi questo sistema ancora persiste, ma direi resiste, sicuramente nel Gemonese, ma anche in altri territori limitrofi, tra cui il Trentino, il Veneto, persino la Slovenia. E di questo progetto ci parlerà Maurizio Tondolo, quindi io non vorrei aggiungere molto, però una cosa mi piacerebbe anticipare, soprattutto per i colleghi antropologi, che capirete il motivo, perché volevo ricordare come ci sono un paio di riferimenti alle latterie turnarie, al sistema turnario, in due fonti che per noi antropologi sono di riferimento storico, fondante, diciamo così, per quanto riguarda perlomeno gli studi di antropologia italiana. La prima è una fonte del 1911, è il catalogo della mostra di etnografia italiana, la mostra curata da Lamberto Loria, dove viene richiamata e viene anche restituita attraverso un'immagine fotografica la latteria turnaria di Courmayeur in Valle d'Aosta. Quindi in questa fonte del 1911 già troviamo un riferimento, una fonte specifica nostra, diciamo. E l'altra fonte, sempre diciamo di nostro stretto riferimento, è il lavoro dei contadini di Paul Scheuermeier, dove qui invece è proprio contenuta un'ampia trattazione sul sistema turnario, con un riferimento specifico proprio al Trentino, ovviamente. E qui siamo nell'ambito di una ricerca che si muove tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento. Quindi questo per dire che c'è un collegamento, no, tra questo progetto ecomuseale e la nostra impostazione di antropologia italiana, di etnografia italiana che riguarda i territori e le specificità dei territori. Detto questo, oggi noi presentiamo e discutiamo il film di Michele Trentini, che è qui con noi, intitolato Latte Nostro, che concerne la latteria turnaria di Campolessi di Gemona. Campolessi è una frazione di Gemona, in provincia di Udine, e il caseificio turnario di Peio, in provincia di Trento. Questo filmato è stato prodotto nel 2019 dai due ecomusei di riferimento territoriale, cioè l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, che ho già citato e che collabora a questo seminario, e l'Ecomuseo della Val di Peio. È un film diviso in due parti di 57 minuti la prima e 54 la seconda, quasi 2 ore complessivamente. Ognuna delle due parti è dedicata a una delle due latterie.
E questo film che cos'è? È uno dei risultati tangibili della ricerca che sta portando avanti appunto l'Ecomuseo delle Acque sulle latterie turnarie. I risultati della ricerca, che peraltro è in progress, sono tanti e diversi. Uno di questi è il film Latte Nostro, per noi un risultato molto importante, perché il film restituisce e sintetizza con uno sguardo da vicino, un'impronta metodologica che è quella che utilizza abitualmente Michele Trentini, che si colloca sul solco dell'antropologia visiva, restituisce, sintetizza tutti gli aspetti e i processi che sono alla base di questo sistema collettivo rappresentato appunto dalle latterie turnarie, di cui ci dirà nello specifico Maurizio. Interessante che è un sistema collettivo. E quindi il film riguarda i contesti ambientali, le modalità di allevamento e di caseificazione, i protagonisti che sono soci delle latterie, sono allevatori, sono casari, e le persone che attraverso quello che fanno e attraverso le testimonianze che restituiscono e che nel film possiamo vedere e sentire, mostrano un punto di vista che è un punto di vista condiviso fra di loro, pur nelle tante diversità di territori e anche delle persone, no? Dall'una all'altra, ma è condiviso nella sostanza ed è un punto di vista da cui emergono con molta chiarezza nel filmato consapevolezza, soddisfazione, amore per la terra, amore per gli animali. E quindi ne deriva un quadro armonico di una forma culturale che è una forma di alleanza fra gli uomini e gli animali. Oggi questo tema degli animali è molto sentito, un po' anche diciamo collocato in una retorica della wilderness. Invece qui non stiamo in una wilderness, stiamo in un discorso di allevamento di animali che sono animali amati e gestiti con cura e che danno i loro frutti e danno anche poi naturalmente dei formaggi di qualità, proprio perché c'è una cura e tutto un sistema e delle regole che stanno dietro a questo sistema. Quindi il film di Michele scava nei contesti di queste due latterie in un modo approfondito, con osservazioni prolungate, come è abituato a fare Michele, con dialogicità. Ci restituisce un'informazione di qualità che ci dà informazione, ma ci dà anche una visione poetica che poi secondo me è una visione politica. Oggi la visione di questo filmato, che andrebbe proiettato secondo me in tutti i licei, tutte le scuole medie superiori, è un filmato politico. La visione di questo filmato dà un'idea politica di come, del fatto che non esiste un modo unico di pensare di poter vivere, ma che ci sono molte diversità e che c'è una possibilità anche di qualcosa di diverso rispetto a quello che viene messo sotto la lente di ingrandimento ogni volta. Soltanto bisogna andarle a guardare le cose, andarle a cercare e volerle guardare e volerle approfondire. Quindi in questo senso il film è fondamentale, al di là anche, diciamo, delle latterie turnarie stesse. Il film è distribuito in un cofanetto che è accompagnato, questo ci tengo anche a dirvelo, da un volumetto, da un piccolo volume importante, che è questo, che si chiama Latte Nostro, caseifici in direzione ostinata e contraria. Quindi già il titolo la dice lunga, perché certamente non è la modalità più consueta di lavorare il latte e di produrre il formaggio, questa delle latterie turnarie. Il volumetto comprende degli scritti di Mauro Varotto, che è il curatore anche del volume. Mauro Varotto è un geografo dell'Università di Padova, che scrive delle cose molto interessanti per noi antropologi, in questo libretto ma anche altrove, e a parte sfatare, diciamo, l'ideologia della qualità, l'ideologia di marketing, no? Che non è neanche un'ideologia, della qualità legata alla montagna, con tutte le contraffazioni che ci sono ideologiche e concrete su questo aspetto, ma è molto interessante l'intervento di Mauro Varotto, perché lui fa una distinzione tra montanità e montuosità, che mi sembra una chiave di lettura
fondamentale per approcciarsi alle nostre montagne, alle Alpi, agli Appennini, alle aree montane, con tutti i problemi che oggi queste presentano. Ricordo anche, ci tengo a ricordarlo, che Mauro Varotto ha poi pubblicato un libro l'anno dopo, nel 2020, che si chiama Montagne di mezzo, dove questi temi li riprende e li sviluppa in modo ampio. Credo che sia un libro importante da leggere. Poi nel volumetto c'è il contributo di Lorenzo, non so bene l'accento, Berlendis, forse Maurizio mi dirà com'è la pronuncia? Berlendis. Berlendis. Bergamasco. Ah, ecco, non è veneto, bene. Che rappresenta Slow Food, e Maurizio Tondolo vi dirà perché c'è Slow Food anche in questo progetto, e nel cofanetto c'è un intervento molto interessante, tra l'altro, di Berlendis. Poi ci sono 3 interventi che riguardano i 2 ecomusei, c'è l'intervento di Maurizio Tondolo per l'Ecomuseo delle Acque e 2 interventi di Maria Loreta Veneri e Grazia Zilorri per Peio, per l'Ecomuseo e il Comune di Peio. E poi, dulcis in fundo, c'è una deliziosa sorta di diario da campo di Michele Trentini, di suoi appunti di viaggio, potremmo dire, dentro questi mondi degli ecomusei, delle latterie, delle malghe, con gli incontri che lui fa, che ho trovato delizioso e molto utile, però anche perché chiunque di noi ha fatto lavoro di campo ci si riconosce molto bene in quel tipo di approccio fatto di tante cose su cui poi uno deve pensare, no? Ognuna delle cose diventa una cosa che si allarga poi. Va bene, io credo che, diciamo, sostanzialmente questo era il mio compito introduttivo, quindi adesso ci saranno le presentazioni dei 2 relatori, che sono Maurizio Tondolo e Michele Trentini. L'intervento di Michele Trentini sarà intervallato dalla proiezione del film Latte Nostro, che però sarà un estratto del film, perché Latte Nostro complessivamente dura quasi 2 ore e quindi non è possibile vederlo qui così online e in questo tempo anche che abbiamo. Quindi vediamo un estratto di 45 minuti che ha i sottotitoli in inglese. E quindi il suo intervento sarà intervallato. Michele Trentini presenterà il filmato, vedremo il filmato e poi riprenderà la parola per sottolineare meglio alcuni punti. E questa è la prima parte, diciamo, del seminario. Dopodiché passeremo alla seconda parte, che che riguarda la discussione generale su tutto quello che abbiamo detto, abbiamo visto, e sarà introdotta da Antonello Ricci. Io vorrei dire soltanto 2 parole sui 2 relatori di adesso, di questa prima parte. Maurizio Tondolo, architetto di formazione, è appunto, l'ho già detto, il coordinatore dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese. Da quando questo museo è nato, è il coordinatore. È nato nel 2000 ed è stato riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia soltanto nel 2006, perché la Regione Friuli ha nel 2006 varato una legge sugli ecomusei. Tondolo dirige il centro di educazione ambientale Mulino Cocconi, che ha promosso il progetto ecomuseale dell'ecomuseo di cui parliamo insieme al comune di Gemona. Ha anche ideato e sostenuto un altro ecomuseo friulano, quello della Val di Resia, ed ha seguito il relativo processo partecipativo iniziale. Ha curato l'edizione italiana del libro L'Ecomuseo singolare e plurale di Hugues de Varin, che è quello che appunto abbiamo presentato il 15 marzo, e che è stato pubblicato dalla cooperativa editrice Utopie Concrete, di cui Tondolo è presidente. Ha al suo attivo in qualità di autore e anche di curatore una 50ina di pubblicazioni che riguardano il territorio, l'ambiente, il paesaggio del Friuli e del Gemonese in particolare. Michele Trentini, il regista del nostro film Latte Nostro, si è laureato in sociologia all'Università di Dresda, approfondendo i metodi dell'etnografia e dell'antropologia visuale. Presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina si è occupato di ricerca e conservazione dei beni demo-etnoantropologici immateriali e di cinema etnografico, realizzando tutti i film, una quantità enorme di film del bellissimo progetto europeo Carnival King of Europe, che sono distribuiti questi film dal Royal Anthropological Institute.
Dal 2007 al 2017 ha curato Eurorama, sezione di cinema etnografico del Trento Film Festival, e come documentarista indipendente ha realizzato diversi film, molti film direi, tra i quali vorrei ricordare Piccola Terra. E attualmente è docente del corso di Landscape Videomaking presso il corso di laurea in Scienze del Paesaggio dell'Università di Padova. Quindi io do la parola a Maurizio Tondolo, a cui poi seguirà Michele Trentini. Quindi a te, Maurizio. Benissimo. Allora, io avrei delle slide da proporre, magari chiedo alla scuola. Giulia. Giulia, esatto. Allora, chiedo benissimo. Ovviamente ringrazio la scuola, ringrazio Roberta Tucci, ringrazio il direttore della scuola e chiaramente con grande piacere rivedo Michele Trentini dopo alcuni anni di stacco dovuti purtroppo alla pandemia. Allora io vi racconterò, vi parlerò di un progetto che l'Ecomuseo sta portando avanti da parecchio tempo. Aggiungo due cose. Solitamente gli ecomusei propongono sono progetti a lungo termine, sono progetti che richiedono tempo, anche perché prima dell'avvio dei progetti è necessario verificare, come posso dire, l'opportunità, la possibilità che vengano avviati attraverso un dialogo, una collaborazione con la comunità o con le categorie della comunità che andranno coinvolte. Quindi i primi anni, e questo è successo anche per il progetto che vi presenterò, quello relativo alle latterie turnarie, c'è stato veramente un grande sforzo di collaborazione, di coinvolgimento che se non ci fosse stato non avrebbe dato il là al progetto, anche perché quando l'Ecomuseo è partito, decisamente più di 10 anni fa, credo 11 o 12, le latterie turnarie che operavano sul contesto territoriale dell'Ecomuseo erano due. La latteria turnaria di Campolessi e un'altra latteria turnaria, la latteria turnaria di San Floriano di Buia, che è stata coinvolta in questo percorso, ma che successivamente è stata venduta a un privato e che quindi in qualche modo si è stilata come dire, dal progetto che abbiamo avviato. Quindi tempi lunghi. Secondo aspetto molto importante, l'opportunità e la necessità di lavorare in rete. Questo è un altro aspetto decisivo, infatti non è un caso che il film documentario di Michele Trentini abbia coinvolto due realtà ecomuseali, la nostra e quella della Valle di Peio, in cui operano due delle ultimissime latterie turnarie resistenti dell'arco alpino e che ovviamente disponevano alle loro spalle di una sorta di copertura, posso dire, culturale operativa, rappresentata dai due ecomusei. Prossima slide, se possibile. Ecco, attendo un attimo, vediamo se... perfetto, allora io forzatamente recupero alcune riflessioni che avevo già fatto in occasione della presentazione del libro di De Varia, anche perché nel frattempo mi sono confrontato a più riprese con Roberta Tucci e quindi va fatto un ragionamento ben particolare, ben specifico per quanto riguarda il modello ecomuseale. Questa è una sorta di, come dire, di slide molto semplice che evidenzia in maniera forse sommaria le diversità sostanziali che caratterizzano il museo, che distinguono il museo dall'ecomuseo. Credo che ci sia poco da commentare. Museo all'interno di un edificio, l'ecomuseo opera in un contesto territoriale, ovviamente ha una sede. Purtroppo il mulino Cocconi a cui faceva riferimento prima Roberta è stato messo in vendita, era proprio una sede importante, decisiva per la nostra attività, è stato messo in vendita, dopo 20 anni ci siamo dovuti trasferire, adesso operiamo all'interno del laboratorio didattico sul terremoto
nel centro storico di Gemona. I musei dispongono di una collezione, gli ecomusei ragionano, mettono in rete, valorizzano il patrimonio diffuso che caratterizza il territorio di riferimento, non soltanto, come posso dire, i beni culturali, i beni naturalistici, ma anche i rapporti, le interazioni che avvengono tra queste realtà, ripeto, distribuite sul territorio. Organizzazione disciplinare da parte dei musei, organizzazione interdisciplinare da parte degli ecomusei che, come dire, agiscono secondo le procedure, secondo le indicazioni che abbiamo fatto proprie da De Varin. Un esempio rapidissimo, dato che oggi discuteremo e ragioneremo sul modello della caseificazione collettiva rappresentato dalle latterie turnarie, nel nostro caso il progetto ha visto il coinvolgimento chiaramente di esperti, c'è stato l'agronomo, c'è stato appunto soprattutto il veterinario, però al tavolo di lavoro che abbiamo avviato si sono seduti gli allevatori, una rappresentanza chiaramente degli allevatori, si sono seduti i casari. Tenete conto che per gli allevatori e soprattutto per i casari abbiamo dovuto, quando abbiamo avviato il progetto e l'abbiamo ampliato e allargato, abbiamo dovuto moltiplicare per 3 i nostri interlocutori, perché oltre alla latteria turnaria di Campolessi si è aggiunta la latteria di Peio, il caseificio turnario di Peio, e si è aggiunta anche un'altra straordinaria latteria che veramente va conosciuta e vissuta, ed è la latteria turnaria di Valmorelli, in Valbelluna, in provincia di Belluno, per l'appunto, con cui abbiamo consolidato un rapporto che è risultato fondamentale, poi lo vedrete, per la stesura di una carta dei valori delle latterie turnarie. Vado di corsa, in un museo ovviamente c'è il pubblico, i visitatori, normalmente o solitamente si paga un biglietto. Nel caso dell'ecomuseo direi che protagonista è la comunità e la popolazione con cui l'ecomuseo deve interloquire, deve coinvolgere, deve far partecipare. Gestione pubblica da un lato, come dicevo, gestione partecipata dall'altro. Avanti. Ecco, questo è ovviamente per un inquadramento che a mio giudizio è necessario, perché anche il territorio vale a peso nell'ambito di un ecomuseo e anche nell'ambito dei progetti che un ecomuseo avvia. L'ambito di riferimento è quel territorio baricentrico nel contesto della regione, nel contesto del Friuli, che è rappresentato dal campo di Osoppo Gemona. Vedete, è una pianura alluvionale, è una realtà, è un'unità geografica omogenea che a mio giudizio, un giudizio che, come posso dire, non è preso in considerazione da altri ecomusei o da museologi o di altri esperti, un territorio che ha dei confini naturali, a mio giudizio, rende più facile e più importante ed interessante l'attività progettuale dell'ecomuseo. Avanti, adesso vedrete un'immagine che vi dà l'idea di quello che è il contesto territoriale di riferimento. Vedete, ci sono 6 comuni, c'è un comune che fa parte, come dire, che è posto più in alto rispetto alla pianura alluvionale che vedete, il campo di Osoppo Gemona, quella che prima avevate notato cerchiata, cinta da prealpi e dalle colline moreniche a sud, quindi una pianura completamente circondata da rilievi. Il comune Montenars, perché a Montenars abbiamo anche in questo caso da parecchio tempo avviato un progetto per la riconversione delle uccellande storiche che da sempre hanno connotato questa fetta di territorio dell'ecomuseo. Avanti. Ecco, cerco di stringere una delle cose importanti che ci hanno fatto, come posso dire, che ci hanno fatto pensare e che hanno reso possibile l'avvio dei tanti progetti che da tempo stiamo conducendo, è il fatto che gli ecomusei evolvono, gli ecomusei maturano,
Certamente quando siamo partiti nel 2000, grazie ad un bando del GAL di allora, il GAL delle Prealpi Giulie, mi pare di ricordare, abbiamo presentato un progetto per avviare l'ecomuseo, era attiva una cooperativa che c'è ancora, la cooperativa Utopie Concrete, e abbiamo coinvolto in questo percorso, in questo avvio di percorso, il comune di Gemona. Devo dire con grande schiettezza che nel 2000 certamente non sarebbe passata nella nostra testa l'idea di avviare un progetto quale quello finalizzato alla conoscenza, alla valorizzazione delle latterie turnarie, perché il concetto di museo che avevamo era un concetto minimale che ovviamente si prestava bene all'inserimento del progetto in questo bando, però non lasciava ancora presagire quelle che sarebbero state le opportunità che il nostro ecomuseo avrebbe colto. Avanti. Vedete che adesso c'è una definizione che abbiamo aggiornato che rispecchia un po' il modo di ragionare, il modo di fare di De Varin, ma credo anche di Roberta Tucci, e su questo aspetto ci siamo confrontati non una volta, ma parecchie volte. Ora come ora io non considererei più l'ecomuseo un museo, come dire, tradizionale, pur se diffuso sul territorio, ma vedo l'ecomuseo come una sorta di agenzia che opera sul territorio del Gemonese, che prima avevate riscontrato, avevate notato, che si propone appunto di interpretare, tutelare e valorizzare il patrimonio che caratterizza questo territorio, avviando dei progetti, quindi misurandosi con la comunità, con categorie della comunità, per avviare appunto dei progetti che però devono essere sostenibili non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e sociale. Questo per dire l'appoggio e il sostegno che l'ecomuseo concede alle latterie turnarie, certamente dà peso alla sostenibilità intrinseca del modello della caseificazione collettiva, ma certamente le latterie turnarie che l'ecomuseo sostiene, che ha messo in rete, devono essere in grado di come dire, essere attive sul mercato, quindi anche la sostenibilità sociale, ma soprattutto economica, deve essere debitamente presa in considerazione. Avanti. Ecco, questa è la parte introduttiva, chiedo scusa, vedrete che fra un po' ragioneremo direttamente sul progetto. Questa è la legge, questi sono, ma io direi di procedere per ancora 2 slide, così abbiamo l'immagine completa, quindi ecco, perfetto. Queste un po' sono le funzioni della legge 10/2006, e la terza legge che è stata approvata in Italia, legge regionale, dopo la legge della Regione Piemonte, dopo la legge della provincia di Trento. Devo dire che è stata una legge partecipata, perché in questa legge, come dire, le 2 realtà ecomuseali che già operavano, pur non avendo una copertura normativa, la nostra e l'ecomuseo del Pordenonese, molto vasto e devo dire anche diverso da quello che noi stiamo facendo, ma questo è normalissimo, perché cogliendo anche quanto ha scritto De Varin nell'ecomuseo singolare e plurale, ovviamente l'ecomuseo ha facce diverse a seconda anche delle normative, a seconda delle leggi e a seconda anche, come dire, del ragionamento culturale che si è condotto, che si è fatto a monte. Il fatto stesso che nella nostra legge 10/2006 si parli di enti gestori costituiti da associazioni o costituiti da enti pubblici, da enti locali, dimostra che una certa differenza decisamente c'è. Ecco, questa legge che abbiamo contribuito a scrivere a proposito del patrimonio culturale che connota, che caratterizza un territorio, ha 3 parole chiave. Il patrimonio ovviamente, ma va individuato attraverso un processo di inventariazione, catalogazione partecipata, e per arrivare a questo è fondamentale l'utilizzo di uno strumento che vedrete
si è rivelato anche fondamentale per l'avvio del progetto sulle latterie turnarie, che è la mappa di comunità. Ovviamente una volta che il patrimonio è stato individuato, va conservato, curato, ripristinato attraverso dei progetti partecipati. Vedete l'immagine che si riferisce ai cantieri del paesaggio che da 7 anni abbiamo avviato in 3 comuni dell'ecomuseo, e ovviamente alla fine tutto questo patrimonio deve essere valorizzato sempre attraverso il coinvolgimento della comunità locale, attraverso dei progetti o degli eventi che si propongono di consolidare queste conoscenze. Il concerto che vedete è uno dei tanti concerti che abbiamo realizzato nelle Uccellande storiche di Montenaso. Quindi questo potrebbe essere il quadro introduttivo. Avanti. Ecco, ovviamente quando parliamo di patrimonio, necessariamente, fondamentalmente anche, dobbiamo ragionare a favore, inserendo in questo patrimonio anche il patrimonio, come possiamo dire, alimentare. Uno dei primi progetti, sono 2 slide, non parlerò del pan di sorgo, uno dei progetti che però ci ha fatto ragionare è quello del recupero di questo pane, che è un pane che veniva fatto con 3 farine diverse, che ci ha fatto comprendere in primo luogo l'importanza di rapportarsi con realtà di peso a livello nazionale, slow food, tanto per capirci, anche perché il pane dopo alcuni anni è diventato presidio slow food, e tra un attimo vedrete perché. Lo stesso formaggio della latteria turnaria di Campolessi è diventato presidio, e quindi il ragionamento che inizialmente avevamo condotto a proposito del pane l'abbiamo, come dire, allargato e l'abbiamo fornito, l'abbiamo esportato, fra virgolette, pur restando nel nostro territorio, ad un altro prodotto particolare. Avanti, attraverso questo pane, come vi dicevo, abbiamo compreso l'importanza di inserirci nella filosofia di slow food, quindi adottando, una volta che questo pane è stato riconosciuto, il marchio di qualità del progetto, però c'è anche, come dire, il marchio di qualità del prodotto. Vedete il pan di sorgo con i 3 cereali, che è diventato un po', come posso dire, il passaporto che l'Ecomuseo usa per farsi conoscere e anche per evidenziare al meglio quelli che sono i suoi progetti. Avanti. Ecco, questi sono 6 punti che il nostro progetto, quello del pane, ma il ragionamento può riguardare perfettamente anche il formaggio della latteria turnaria di Campolessi, anche se poi vedrete che abbiamo cercato con Slow Food quasi di imporre un allargamento dell'orizzonte, però in questo caso noi ancora ci riferiamo al prodotto. Beh, questi chiaramente sono i criteri di selezione dei presidi. Il gusto, il prodotto ovviamente, che sia il pane o che sia il formaggio, deve essere importante, la qualità intrinseca deve esserci, e questa qualità particolare viene definita dagli usi e dalle tradizioni locali. Un legame che deve essere forte con il territorio, espressione della memoria e dell'identità di un luogo. Il prodotto rischia di estinguersi, e questo è un altro aspetto importante. La sostenibilità ambientale di cui prima parlavo, tra l'altro il progetto del pan di sorgo ha creato anche, ci ha dato anche l'opportunità di lavorare con piccolissimi produttori, con piccolissimi coltivatori, per riqualificare parti del nostro territorio che erano stati soggetti ad interventi di ordine fondiario alcuni decenni fa, e anche di preservare in maniera attiva alti brandelli, parti di territorio, soprattutto nel settore orientale della Piana, dove ancora è presente, come dire, un territorio carico, pieno di biodiversità agraria. Sostenibilità sociale, quindi non solo un produttore ma singoli produttori, che credo che in questo caso la comunità delle turnarie sia
perfettamente inseribile in questo punto, e poi la scala locale di cui ci aveva già parlato Roberta. Avanti. Eccoci qua. Allora, detto questo, quindi vi ho fatto capire che un po' eravamo già rodati, avevamo già iniziato a fare un ragionamento specifico sul territorio, beh, ci compare all'improvviso quasi la necessità di sostenere una latteria turnaria che operava sempre a Gemona, ma che non era quella di Campolessi, ed era la latteria turnaria di Godo di Gemona. E anche per trovare la chiave affinché questa realtà riuscisse a resistere, perché sono veramente realtà resistenti, beh, ci siamo incamminati, abbiamo per la prima volta fatto uso di una mappa di comunità, di uno strumento che ha coinvolto tutta la borgata di Godo di Gemona, dove erano inserite una serie di piccole attività che, a nostro giudizio, andavano assolutamente sostenute e salvaguardate. La mappa è stata realizzata, vedete una mappa molto semplice, quasi elementare. Il borgo di Godo è stato rappresentato 2 volte, credo per il fatto che il gruppo che ha lavorato per 2 anni e passa, quindi un tempo forse eccessivo, era un gruppo costituito da persone anziane che avevano lo sguardo rivolto più all'indietro che al futuro. L'edificio che è stato cerchiato era la latteria turnaria di Godo, che è stata in parte anche recuperata dopo il terremoto, e che veramente rappresentava un presidio di carattere culturale, di carattere produttivo per questa realtà. Devo dire che la mappa non è riuscita a salvare questa latteria, perché la latteria è stata chiusa per tutta una serie di motivi, però la mappa ci ha permesso di comprendere appieno la necessità e l'importanza di intervenire per, come posso dire, salvaguardare, per conservare, per valorizzare questo modello che ancora caratterizzava il territorio del Gemonese. Avanti. E quindi arriviamo appunto a questo progetto che si è ripromesso inizialmente di valorizzare e promuovere un'altra latteria di Gemona. Come dire, non eravamo riusciti a impedire che la latteria turnaria di Godo venisse chiusa, ma l'esperienza che abbiamo acquisito e che abbiamo definito per quel progetto alla fine ci è risultata molto utile per avviare quest'altro percorso con un'altra realtà produttiva. Avanti. Ecco, molti di voi si chiederanno che cos'è una latteria turnaria. Questo è un aspetto fondamentale. È un modello di caseificazione collettiva, lo dico molto rapidamente, facendo proprio il caso della latteria turnaria di Campolessi. I soci sono una quindicina. Questi soci che dispongono di, come dire, di diverse quantità di bovine. C'è una signora di Buia che ne ha una, e che meravigliosamente fa parte di questa comunità. Il presidente credo ne abbia una 70, 80, quindi abbiamo una forbice decisamente ampia. Però attraverso questa modalità anche la signora che ha una sola mucca, che ha una sola vacca, può partecipare a questa filiera. I produttori, gli allevatori conferiscono il latte alla latteria, non vendono il latte. I 2 casari che operano all'interno del caseificio lavorano per tutti gli allevatori, quindi trasformano il latte e la produzione di una giornata viene ritirata a turno dagli allevatori. Ovviamente il presidente che ha decine di vacche potrà portarsi a casa due produzioni giornaliere alla settimana, la butto lì. Ovviamente la signora che ha una sola mucca recupererà la produzione giornaliera di un mese. Addirittura
probabilmente recupera la produzione di una giornata con un altro piccolo allevatore, con un altro piccolo produttore, perché la quantità di latte che conferisce è una quantità assolutamente esigua. Però questo le permette comunque, questo modello le permette comunque di operare e di far parte a tutti gli effetti di questa comunità. C'è anche un altro dato importante: nel caso in cui l'allevatore non volesse ritirare le forme, queste forme di formaggio, il burro o altri prodotti vengono inseriti all'interno dello spaccio della latteria e quindi vengono venduti direttamente al consumatore. Quindi ci sono varie opportunità che questo modello rende possibili. Avanti. Ecco qua, ovviamente lavorazione, il formaggio a latte crudo, ottenuto con l'utilizzo di fermenti autoprodotti e caglio naturale. La razza più diffusa tra gli allevatori è la pezzata rossa, ma forse l'aspetto più importante, che Michele conosce molto bene, avendo frequentato per parecchie giornate gli allevatori e la latteria, riguarda l'alimentazione delle bovine, delle vacche, che a base di fieno, al quale si aggiunge l'erba fresca, ovviamente dalla tarda primavera al termine dell'estate, sono assolutamente vietati gli insilati, altri elementi fermentati, sono permessi i cereali e le leguminose autoprodotti. Bisogna dire una cosa, che il protocollo che caratterizzava la latteria turnaria di Campolessi prima che il suo prodotto diventasse slow food era un protocollo assolutamente rigido. Quindi tutte le, come dire, imposizioni successive non volute da Slow Food e dall'Ecomuseo non sono valse affatto per una latteria che già si comportava e aveva adottato, senza neppure saperlo, quella che è la filosofia di Slow Food. Avanti. Ecco, modello turnario. Io do un numero prima di fare un ragionamento a proposito di questa slide. Ovviamente, per poter far sì che Slow Food come dire, riconosca il prodotto, prima che Slow Food riconoscesse il prodotto, è stato necessario svolgere una ricerca storica che ovviamente aveva la necessità e l'opportunità di rispondere ai requisiti che prima avete notato a proposito del pane. Abbiamo scoperto, ma si tratta di uno studio accessibile a tutti, particolarmente diffuso, che a metà degli anni 60 le latterie che lavoravano in Friuli, quindi nelle province di Udine e Pordenone, anche se noi non disponiamo più di province, l'ambito è quello, operavano la bellezza di 652 turnari. Io abito a Buia, nel mio comune c'erano 7 latterie turnarie che operavano in corrispondenza dei borghi maggiormente abitati, ovviamente più estesi. Credo che a Gemona ce fossero 9, una decina. Ora, nello stesso contesto geografico, le latterie turnarie si sono ridotte a 6 o 7, quindi un numero decisamente ristretto, e questo inevitabilmente sarebbe successo, ma il terremoto del 76 ha decisamente accelerato questo processo di chiusura delle piccole latterie, che come vedrete vengono tutte gestite da aziende familiari, e puntando invece sulla concentrazione degli allevamenti, quindi attraverso una politica agroalimentare che ha spinto gli allevatori a riunirsi o ad aderire a consorzi di grandi dimensioni. E questo in pratica ha determinato anche un cedimento di quell'agricoltura familiare che era caratteristica non soltanto del nostro territorio, ma anche da inserire nell'ambito della filiera o delle filiere delle latterie turnarie. Avanti. Eccoci qua. E questo poi gradualmente ha preso avvio il progetto.
Quindi il formaggio della latteria turnaria è diventato presidio. Lo stesso ragionamento lo possiamo condurre a proposito del caseificio turnario di Peio. In questo caso il presidio è arrivato ad un prodotto particolare, un formaggio particolare che è il casolette. Quindi da parte di Slow Food e anche da parte dei due comusei c'è stata, come dire, la necessità di puntare inizialmente l'attività progettuale a salvaguardia, a protezione, alla valorizzazione di questi due prodotti particolari. Ma vedete che nella fascia sottostante, sono indicati enti, soggetti con cui l'Ecomuseo delle Acque ha collaborato proprio per comprendere le modalità con cui sostenere la latteria turnaria di Campolessi. Ovviamente lo stesso ragionamento avrebbe riguardato in precedenza la latteria turnaria di Godo di Gemona nel caso in cui la mappa fosse riuscita a, come dire, a rendere possibile a dare continuazione a questa attività. Probabilmente allora non eravamo, come dire, attenti, non eravamo a conoscenza del processo. La mappa ci è servita parecchio proprio per acquisire informazioni che poi sono state riversate su quest'altra latteria. Vedete che ci sono i due comuni, comune di Gemone e comune di Buia, collaborazione con l'allora comunità montana del Gemonese. Ci sono 3 realtà ecomuseali con cui ci siamo confrontati. C'è una realtà francese, Pays Alpes, dove il formaggio è un prodotto importante. Abbiamo collaborato con l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra in provincia di Biella e vedete sulla destra c'è l'Ecomuseo della Val di Peio. E poi ci sono ovviamente Slow Food, la Conf Cooperative, che è un po' il sindacato degli allevatori che fanno parte delle diverse compagini delle filiere, e poi ovviamente c'è l'ERSA, che è l'ente regionale di sviluppo agrario, che ci ha dato una mano, comunque ha fatto parte di questo progetto che abbiamo avviato. Avanti. Ecco, questa è la comunità della turnaria di Campolessi. Vedete, ci sono vari soggetti, ci sono gli allevatori, ci sono allevatori un po' avanti negli anni, ci sono donne, ci sono allevatori giovani, ci sono tutta una serie di agriturismi che fruiscono ovviamente del formaggio della latteria turnaria. Devo dire che questa immagine che abbiamo costruito, perché il progetto andava raccontato, quindi tante volte siamo stati chiamati perché è decisamente un progetto originale che fa riferimento ad una realtà altrettanto originale. Questa immagine ci ha fatto riflettere su una cosa. Primo, che veramente eravamo di fronte ad una vera e propria comunità di persone che non si limitavano e non si limitano, come dire, a uno scambio d'ordine produttivo, ma che danno continuità a questo rapporto di collaborazione. Ci siamo accorti che la stessa cosa riguardava Peio, ovviamente con un numero di soggetti inferiore, perché la latteria turnaria di Peio veramente si muove borderline, nel senso che se uno di questi allevatori se ne andasse, credo che la latteria, il caseificio, avrebbe grossissime difficoltà. Quindi immagine che ci ha fatto riflettere sull'importanza di lavorare nella e per la comunità, ma il fatto che ci fosse questo sdoppiamento anche nella realtà di Peio, ma anche in altre realtà, ci ha fatto comprendere che bisognava procedere non soltanto valorizzando le singole realtà produttive, ma sarebbe stato necessario, importante, lavorare sul modello della caseificazione turnaria. E quindi abbiamo iniziato a premere nei confronti di Slow Food perché il presidio si allargasse e quindi riguardasse non più solo il singolo prodotto,
ma che riguardasse il modello, e il fatto di poter inserire anche la latteria di Valmorelle, che non dispone di presidio, ma che ha adottato il medesimo modello, come dire, ha consolidato questo ragionamento. E quindi da qui poi vedrete il progetto si è allargato e ha fatto, come dire, valere anche l'importanza, la carta che gli ecomusei hanno per muoversi anche all'esterno del loro territorio, quando il criterio relativo alla sostenibilità ambientale, economica, sociale può fare prese, può veramente creare rete. Avanti. Ecco, questa è una mappa concettuale che abbiamo realizzato proprio per far capire l'articolazione del progetto. Quindi vi ricordate le 3 parole chiave della legge 10/2006? Catalogare, inventariare in maniera partecipata, quindi l'archivio della memoria, tutto il materiale che Michele Trentini ci ha messo a disposizione, confluito all'interno di questa scatola particolare, ma ovviamente prima avevamo realizzato tutta una serie di interviste, tutta una serie di documentazioni fotografiche che hanno, come dire, che hanno valorizzato questo primo step da cui siamo partiti. E l'archivio della memoria prosegue, perché con il nostro fotografo, si chiama Graziano Soravito, e fatto il fotografo professionista, dopo che è andato in pensione, si è messo totalmente a disposizione dell'Ecomuseo, quello che ci fa i calendari, ormai conosciuti ovunque. Abbiamo iniziato a documentare, ad intervistare, utilizzando anche le sue immagini e delle riprese, le latterie di cui vi ho parlato, quindi Campolessi, ma anche Peio, ma anche Valmorelle. C'è anche una realtà slovena che andremo a conoscere quest'estate, c'è un piccolo sistema turnario che riguarda alcune malghe che però ovviamente vengono caricate d'estate e che quindi vanno un po', come dire, valutate per comprendere l'opportunità o la necessità affinché vengano inserite in questo contesto. Ma abbiamo deciso anche, perché certo la documentazione è importante, ma anche rendere visivamente leggibile quello che l'Ecomuseo sta facendo è altrettanto importante. Con le foto del fotografo di Soravito andremo ad allestire almeno 3 mostre, ovviamente dedicate al modello turnario, che verranno realizzate a Peio, poi a Valmorelle, infine in occasione della festa del formaggio di Gemona a novembre. Verranno quindi presentate alle comunità in cui operano le 3 latterie turnarie. Ovviamente queste mostre varieranno a seconda del contesto in cui verranno allestite, quindi le foto di Peio prevarranno inevitabilmente nell'allestimento che riguarderà appunto la provincia di Trento. Proseguo velocemente, ovviamente c'è la promozione di tutte le attività economiche, la multifunzionalità aziendale che riguarda non tutte ma alcune importanti realtà, pur se a gestione familiare. C'è l'inserimento del prodotto nel paniere dell'Ecomuseo, di cui poi vi racconterò alcune cose, e chiaramente poi agriturismi, bed and breakfast, ristoranti utilizzano chiaramente questo prodotto. Quindi l'Ecomuseo un po' fa da ponte tra la realtà produttiva e nelle realtà che poi avranno a disposizione questi prodotti per, come dire, la ristorazione ed altro. Ovviamente rimane il discorso relativo alla riqualificazione del paesaggio, la biodiversità agraria, la conservazione dei prati. La promozione del territorio diventa un elemento cardine, e questo permette anche degli scambi culturali con altre realtà territoriali. C'è questo rapporto che abbiamo definito con Slow Food, come dire, definendo una rete tra gli ecomusei che dispongono sul loro territorio di un prodotto slow food,
e in modo tale che ci sia questa combinazione, questo rapporto molto stretto, credo conveniente a entrambi i soggetti, affinché questi prodotti, non solo lattiero-caseari, possano esprimersi al meglio. Poi c'è tutto un lavoro che riguarda l'educazione e la formazione, quindi la didattica delle scuole, altrettanto rilevante l'educazione ai consumatori, e poi c'è l'aspetto riguardante la formazione professionale. E poi, ultimo elemento, è il ruolo sociale che ancora le latterie turnarie svolgono. Ci sono tutta una sorta di elementi che poi vedremo inseriti all'interno della Carta dei Principi relativi al benessere animale, alla qualità dei prodotti, all'autocontrollo che caratterizza la filiera, e quindi tutto questo è finalizzato alla conservazione attiva del modello turnario. Avanti. Ecco, alcuni progetti, ma vado di corsa perché giustamente prima si parlava di cornice, qui si inserisce anche il documentario di Michele Trentini. Abbiamo voluto dare un sostegno anche economico alla latteria di Campolessi, abbiamo avviato una campagna. Questa campagna inizialmente si definiva "Dotta una mucca", poi c'è stato un cambio di termine in corso perché c'è stata una diffida, perché credo una realtà trentina già aveva depositato la dizione, il marchio, quindi adottiamo una mucca, e quindi, come dire, ci siamo ritirati e abbiamo trovato quest'altro termine. Vedete che c'è il logo della latteria, il nostro Slow Food FVG, e in questo modo, attraverso questa campagna, mi hanno invitato il consumatore ad adottare una delle mucche che vengono gestite da alcuni allevatori, quelli che ovviamente si sono prestati alla campagna, quindi adozione, una cinquantina di euro per disporre della tessera, visita la mucca, conoscenza dell'azienda, conoscenza dell'allevatore e ritiro di una quantità di prodotti propri della latteria di Campolessi per la cifra che è stata versata, che è stata bonificata. Non ho fatto i conti, avrei voluto farlo, ma siamo nell'arco di 2 anni e mezzo, abbiamo superato le 500 adesioni. Quindi fate voi 2 conti e vedete che un discreto buon contributo è pervenuto soprattutto nelle tasche dei piccoli allevatori della latteria, quelli che dispongono di 8, 5, una vacca. Quindi abbiamo proprio favorito loro, e il ritiro del formaggio avviene proprio nelle loro aziende. Avanti. Ecco, vabbè, poi ci siamo inventati anche un concorso in occasione della festa del formaggio, invitando tutti coloro che avessero delle ricette particolari e che soprattutto queste ricette venissero realizzate, fatte con formaggi propri della tradizione. E questo è stato un modo proprio per raccogliere idee, per far conoscere i nostri formaggi, anche per avere una conoscenza diretta di formaggi di qualità che normalmente sono legati ai presidi slow food o che fanno parte dei prodotti dell'arca di slow food, ed è questo un modo per allargare un po' l'orizzonte. Inizialmente la proposta riguardava unicamente il territorio nazionale, le ultime edizioni si sono allargate e hanno visto anche la partecipazione di formaggi e soprattutto di ricette da parte di giornalisti, da parte di consumatori austriaci e sloveni. Vedete sempre nella parte alta che tutte le iniziative che l'Ecomuseo propone cercano di coinvolgere, vedono la partecipazione di numerosi soggetti. Avanti. Ecco, vabbè, poi ci sono i lunari che ormai da tempo dedichiamo alle latterie, e in questo contesto, in questa cornice, si inserisce lo splendido lavoro di Michele Trentini a proposito delle 2 latterie turnari, quella di Campolessi e quella di Peio. Avanti ancora, il documentario è stato presentato
nel 2018 al Salone del Gusto di Torino, e dove chiaramente le due realtà ecomuseali hanno potuto raccontare le loro storie avanti. Ecco, poi chiaramente è stato realizzato un sito, vedete c'è una piccola parte del film di Michele Trentini, c'è un allevatore di Peio che descrive in maniera essenziale, perfetta, quello che è il modello turnario, decisamente molto meglio di quanto ho cercato di fare io ora, perché sono parole semplici ma di una chiarezza estrema. Avanti ancora. Ecco, organizziamo a cadenza biennale un festival, è già arrivato alla terza edizione, lo realizziamo a Gemona, l'ultima edizione decisamente ed altrettanto importante si è svolta online per la serie di difficoltà che sapete, però credo in occasione della seconda edizione, avanti, abbiamo presentato in anteprima il documentario di Michele a tutta la comunità di Campolessi. Io non ho mai visto la sala del centro culturale, del centro ricreativo di Campolessi così occupata, era strapiena di persone. Questo significa che la latteria veramente viene vissuta come un elemento importante. Il fatto che un regista importante, un documentarista importante ci abbia lavorato per questa comunità ha dimostrato che, come dire, il riferimento, il loro riferimento produttivo è una realtà importante pur se costituita da pochi allevatori. Avanti. Ecco, queste sono le tre realtà, quindi latteria turnaria di Campolessi, guardate la foto in alto a destra, la signora che vedete è la signora, l'allevatrice di Buia, che dispone di una sola mucca. Quella mucca non c'è più perché non l'ha sempre accudita, e questo è il discorso anche relativo al benessere animale, a un piccolo campo all'esterno, la portava fuori, è morta dopo 22 anni e ovviamente la signora, sollecitata da noi, ne ha comperato un'altra a cui ha dato lo stesso nome della mucca che vedete. Ecco, Cile, tanto per capirci. E poi ci sono i due casari, con l'aiuto Casara, che vedete stanno operando, stanno lavorando. La struttura della latteria è stato oggetto di un congruo finanziamento da parte della regione, quindi ha un volto, come dire, moderno rispetto alle altre due che vedrete tra un attimo. Avanti. Ecco, questo è il caseificio turnario di Peio, siamo a quasi 2000 metri di quota, quindi le condizioni sono diverse, ovviamente ci sono delle malghe caricate con mucche o anche con capre. La cosa interessante è il casaro Daniele, che credo abbia 21-22 anni e che grazie ai due ecomusei e al rapporto che abbiamo definito, instaurato con Slow Food in un'occasione, in una degli eventi organizzati a Bra sul formaggio da Slow Food, CISA appunto, è stato premiato come simbolo del modello turnario. È bravissimo, vi assicuro, e qua c'è anche, va fatto un ragionamento, il fatto che le malghe stanno in alto e quindi c'è la necessità di portare rapidamente il latte a valle, c'è una condotta che viene attraversata dal latte che raggiunge direttamente il caseificio. Avanti. Questa è l'ultima realtà che abbiamo conosciuto, abbiamo coinvolto. Valmorel è una frazione di un comune della provincia di Belluno, si chiama Limana ed è un altopiano meraviglioso, densità insediativa bassissima. Nello slargo tutte le strade si ritrovano in una sorta di piazza, che chiamarla piazza è eccessivo, e quando uno arriva si trova davanti quello che è il caseificio, che è stato ristrutturato. Al piano terra c'è il casaro che lavora, vedete, decisamente un po' più avanti negli anni rispetto a Daniele, e sopra, grazie al comune di Limana, è stato realizzato un centro culturale,
una sala espositiva dove andremo a realizzare la mostra. Questi sono i territori frequentatissimi da Buzzati, che era originario di Belluno. C'è un sentiero che è stato dedicato allo scrittore, al giornalista, e lui quindi transitava, si muoveva e passava buona parte delle sue giornate, quando non stava a Milano, proprio all'interno di questo contesto che vi assicuro è straordinario. Avanti. Ecco, allora, come vi ho detto, abbiamo deciso, confrontandoci con le altre due realtà, quella di Peio con cui avevamo già stretto un rapporto finalizzato al film di Michele, abbiamo giocoforza coinvolto anche Valmorel, che dispone, credo che a Valmorel i soci siano 4, quindi anche lì veramente siamo sul filo del rasoio, basta che un socio si tolga per rendere difficilissima l'attività della latteria, altrettanto a Peio 3-4 soci, 5, non mi pare ce ne siano di più. Ecco, concertando con loro, organizzando degli incontri, abbiamo steso l'Ecomusei, 2 Ecomusei e coloro che operano all'interno della latteria. Per Valmorel c'è un segretario bravissimo e c'è un casaro altrettanto bravo. Ecco, con tutti questi soggetti abbiamo interloquito, abbiamo ragionato e abbiamo definito quella che abbiamo chiamato la Carta dei principi delle latterie turnarie. Questa carta è stata, come dire, concertata con queste realtà. È arrivato poi l'appoggio di Slow Food, quindi anche Slow Food Italia l'ha fatta propria. Ci sono 10 parole chiave che, a cui hanno aderito le 3 realtà e prossimamente speriamo che possa aderire anche la realtà slovena, questo piccolo sistema di latterie turnarie. Beh, ci sono queste parole chiave che evidenziano veramente, come dire, oltre che la sostenibilità, l'elevato indice di resistenza che hanno queste comunità. La turnazione, quindi il modello che abbiamo definito, perché qua le parole sono state pesate letteralmente, modello razionale, valoriale di cooperazione. Ovviamente l'alimentazione deve essere naturale, fieno o d'erba, nel periodo estivo, primaverile estivo. Gli animali, il benessere degli animali è sacrosanto, usiamo questo termine, ovviamente latte di qualità, il formaggio assolutamente artigianale, lavorazione del latte crudo di 2 mungiture, ovviamente in questo caso la compagine dei casari è fondamentale, avanti, per le conoscenze, per le sapienti mani di cui dispongono, bisogna allargarsi al territorio, quindi biodiversità e paesaggio, coltivazione dei foraggi con il metodo della rotazione, eccetera, eccetera, la conduzione familiare, che a mio giudizio è un elemento fondamentale, l'azienda, il presidente della latteria di Campolesti, vi ho detto, credo che abbia una 70-80 di bovine. La gestione dell'azienda è una gestione assolutamente familiare. C'è lui, ci sono le 2 sorelle, c'è il nipote. Credo che questa sia una condizione che non è affatto irrilevante. L'economia di relazione, anche perché in questo caso c'è un contatto diretto tra il consumatore e il produttore, non ci sono intermediari, vendita diretta direttamente negli spacci, e poi c'è questa condivisione straordinaria di un modello che va presa in considerazione, che deve essere uno dei punti salienti di questa carta dei valori. Avanti. Eccoci qua. Vabbè, poi c'è il discorso del paniere, quindi l'Ecomuseo ha creato una serie di rapporti, la rete, il sistema di collaborazioni è fondamentale. Per questo vi dicevo che alla fine, quando si sono creati, consolidati tutti questi rapporti, è facile lavorare, è facile dare avvio al progetto. Il problema è realizzare e costruire una rete solida che permetta poi di procedere nell'azione progettuale.
Questa credo che sia la pagina Facebook. Tra l'altro abbiamo ottenuto un contributo per mettere in relazione, da cui la foto, in relazione i produttori del Gemonese, gli allevatori produttori del Gemonese vengono messi in contatto attraverso dei mercati e degli scambi con i produttori carinziani del GAL che opera dall'altra parte. Avanti. Ecco, questa è l'ultima slide per un progetto significativo. Il termine rete, lo ribadisco, è fondamentale. Questo è un progetto che abbiamo avviato nel 2015 in occasione di Expo a Milano. Non è che Expo a Milano mi convincesse particolarmente, ma l'occasione era veramente strategica. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso contatto, i contatti per buona parte già li avevamo, con ecomusei o musei di comunità. Penso al museo della provincia di Belluno, quello che è stato gestito per parecchio tempo da Daniela Perco, quindi non solo ecomusei, ma anche musei etnografici di comunità che operano sul territorio. Queste realtà devono disporre sul loro territorio di un prodotto targato slow food, quindi o un presidio o un prodotto che fa parte dei prodotti dell'Arca. Sono quelli in attesa di fare il salto di qualità. Quindi, vedete, ci sono musei, ecomusei, ci sono i prodotti. Abbiamo realizzato questo percorso che è anche fisico, non è soltanto virtuale, proprio per collegare tutte queste realtà che operano utilizzando un po', come dire, il modello ecomuseale o museale che noi sosteniamo. Però vedete che dall'ingresso in Liguria all'Emilia non c'è stato verso di trovare degli interlocutori validi, per cui c'è uno stacco che cercheremo di colmare. Poi ci sono tutta una serie di realtà, Casentino, Argenta, il Sale di Cervia, il Parmigiano di Bazzano, che rientravano perfettamente nei requisiti che ci siamo imposti. Quindi vedete che il lavoro che stiamo facendo sulle turnarie non si limita alla valorizzazione del prodotto di Campolessi, ma veramente a uno sguardo aperto che cerca di, come dire, allargare il modello ad altre realtà e a consolidare una serie di rapporti. L'ultima cosa che dico, prima Roberta parlava di realtà operative in Friuli, in Trentino e nel Veneto. Attraverso i contatti che abbiamo, abbiamo scoperto che la cosa probabilmente era nota, ma abbiamo avuto la conferma che anche in Val d'Aosta le latterie turnarie operavano, così come in Lombardia. L'ultima latteria della Val d'Aosta è stata chiusa pochissimi anni fa, 5 o 6 anni fa, e probabilmente disporremo anche di tutta la documentazione che riguarda questa latteria e anche altre realtà che operavano su quel territorio. Vi ringrazio. Bene, grazie Maurizio Tondolo per questo excursus che credo abbia completato in modo egregio tutte le cose che ci siamo detti il 15 marzo. E io adesso velocemente do la parola a Michele Trentini, che introdurrà il film Latte Nostro nella versione ridotta a cui facevo cenno, e poi passeremo al visionamento del film per riprendere subito dopo la presentazione dello stesso Michele Trentini. Michele, ti do la parola. Grazie. Grazie Roberta, grazie al direttore della scuola, grazie per l'invito e grazie a Maurizio per questa bellissima presentazione che veramente dà l'idea del lavoro che c'è dietro e anche del contesto in cui Latte Nostro, no, è inserito. Veramente un grandissimo sforzo, ma credo, io sono fermamente convinto che già sta dando soddisfazione all'Ecomuseo, ma ne darà ancora di più con il passare del tempo, perché sono delle realtà veramente incredibili che resistono nel 2020, ma che sono assolutamente proiettate, a mio parere, nel futuro e ben ancorate nel presente.
Perché dico questo? Perché io sì, voglio essere veramente brevissimo, così abbiamo il tempo poi di parlarne dopo la visione, e perché so che ci sono persone che tra l'altro ci devono lasciare un po' prima. Parto proprio da questa immagine, no? Latte Nostro. Questo è il bordo di una caldera in dialetto del caseificio di Peio, che mi ha sempre colpito, no? Fino a quando ho conosciuto il caseificio, il fatto che fosse, come dire, comunque riutilizzata, anche se antica, anche se rappezzata, resistesse, ed è veramente un dettaglio che è un po' un simbolo di questo tipo di caseifici, di latterie, che ad un certo punto sicuramente si sono trovate come dire, un po' sperdute, no? Cioè, a rischio estinzione, bastava girarsi a destra e a sinistra e morivano e chiudevano. Quelle che sono rimaste possono essere oggi davvero orgogliose, e anche grazie proprio alla loro storia, no? Non solo alla qualità dei prodotti e alla tipologia, diciamo, all'organizzazione, ma proprio anche la loro storia, possono in qualche modo proporre quello che è un vanto, no? Io dicevo sempre, facevo l'esempio anche nelle presentazioni, se c'è chi paga una maglietta perché ha il coccodrillo così tanto, secondo me dovete farvi pagare anche il formaggio, non solo per la qualità, ma perché rappresentate questo modello, e dal punto di vista anche non solo simbolico, ma anche dal punto di vista simbolico, vi assicuro che sto scoprendo che questi caseifici rappresentano un po' una bussola anche per quelli un po' più grandi. Io mi sto occupando da poco, diciamo, dei caseifici che non rappresentano le grandissime produzioni, no? Ma le medie produzioni, no? Un po' più grandi delle turnarie. E una delle questioni centrali, che anche lì è dibattuta, e vedrete anche appunto in Latte Nostro, che è centrale anche nei caseifici turnari, è il rapporto tra piccola produzione, piccoli produttori e grandi produttori, quelli che vogliono diventare sempre più grandi. E quindi ci sono spesso proprio dei contrasti, delle discussioni sulle scelte che vanno fatte a tal proposito, no? Quanto può diventare grande un allevatore, quanto latte può conferire, quanto sono importanti i piccoli e quanto sono importanti quelli più grandi. Ecco, in questo senso credo che anche le latterie, i caseifici più grandi possono trovare in queste più piccole un po' una bussola, no? Che indica la direzione. Passando al film, sì, si tratta, quella che vedrete è una sintesi che ovviamente rinuncia a tantissime cose, perché l'abbiamo montata proprio in occasione del Salone del Gusto di Terramare, dove c'era stato chiesto un minutaggio più breve, ma ci tenevamo ad esserci, e quindi mi pare duri 44 minuti, 45 minuti, sottotitolata in inglese. Per chi non lo mastica bene può essere un piccolo problema, perché la versione, diciamo, che c'è sul DVD ha i sottotitoli per alcune parti in italiano, quindi perché ci sono delle parti dialettali, però guardando brevemente prima i contenuti di questa versione ridotta, mi sono ricordato che nelle scelte di montaggio ovviamente ho deciso di inserire quelli che per, diciamo, motivi soprattutto didattici, no? Siamo qua, facciamo parte di una scuola, volevo ricordare essere gli elementi centrali di questo documentario, no? Le unità sulle quali è stato costruito. Allora, innanzitutto c'è uno spazio che è significativo, attribuito al luogo di conferimento del latte, al luogo in cui questi allevatori, soci, accedono per portare il latte, e non voglio dire di più, però ecco, ha tutto un peso nel film, e ne parliamo dopo del perché ha questo peso. Dopodiché, ovviamente, essendo un collettivo, ecco, così come dice
il titolo latte nostro, quindi da una parte è sottolineata la presenza della filiera del latte che è sempre presente e che poi diventa formaggio. La parola nostro è indicativa, no? Del fatto che è un gruppo di persone, cioè il latte è nostro, lo mettiamo in comune e questo è modello rappresenta quasi una fede, no? Cioè, citava prima Roberta il titolo del booklet che è inserito nel DVD, caseifici in direzione ostinata e contraria, è quasi una scelta, non dico religiosa, una fede, ci devi credere, non sei lì per caso. Sarebbe molto più facile abbandonare, conferire il latte altrove, invece quella è proprio una scelta che è in qualche modo sottintesa anche nel titolo. Quindi se ci sono i soci, ci sono degli incontri con questi soci che per comodità chiamiamo interviste. Si tratta in realtà dei racconti da parte di queste persone, di alcune persone, i racconti anche del loro punto di vista, che hanno uno spazio centrale, diciamo, nel montaggio. E anche qui poi parleremo del perché sono stati fatti in un certo modo, del perché abbiamo scelto di farli in un luogo e non in un altro. Ecco, in un certo senso questi non sono aspetti casuali. Poi c'è anche, trattandosi di appunto un collettivo di persone, no, che è abituata anche a confrontarsi durante l'anno in alcune occasioni, non mi sono lasciato scappare con l'aiuto di Maurizio una di queste occasioni, di queste riunioni, no, in cui avvengono i confronti tra i soci e che, trattandosi di una realtà, ecco, di una piccola istituzione, però anche un po' sfuggente, non è che si sappia molto prima quando avverranno queste riunioni. I soci lo possono decidere anche 3 giorni prima, 2 giorni prima e dire domani ci riuniamo perché c'è bisogno di affrontare alcuni temi. Maurizio mi ha segnalato, è riuscito a intercettare uno di questi momenti e quindi io ho preso la palla al balzo e ho cercato di cogliere delle cose significative e poi parliamo anche un po' di questo, no? Di come ho fatto e di come è avvenuta la cosa. Ovviamente poi c'è tutto il discorso dell'osservazione filmica della lavorazione, della filiera, no? E quindi abbiamo citato prima la consegna del latte, ma poi c'è la trasformazione del latte e la caseificazione e la produzione dei vari prodotti, quindi il formaggio, il burro, la ricotta, ma anche altro. E anche qui possiamo, come dire, parlare di come ho deciso di osservare e di filmare questi processi, queste attività. Ecco, prima ho dimenticato di dire che ci sono dei testi molto essenziali all'inizio che vedrete sono alternati a delle immagini. Ecco, questi, come dire, sono ciò che il film non può raccontare. Avevamo bisogno di alcune parole, di alcuni testi che in qualche modo permettessero a chiunque di orientarsi. Ecco, noi oggi lo faremo facilmente perché abbiamo avuto questa ampia e bellissima introduzione di Maurizio, però il film è pensato anche proprio per viaggiare autonomamente, no? Di recente, per esempio, Mauro Varotto mi ha detto che lo mostra all'interno dei suoi corsi di geografia del cibo e spesso preferisce mostrarlo senza introdurlo, cioè ne parlano dopo e quindi il film deve in qualche modo bastare a se stesso, no? E a chi lo vede anche con l'aiuto di questi brevi testi. C'è sicuramente l'osservazione del paesaggio circostante in maniera, se vogliamo, ben dosata. Non sono tantissime le immagini, ma sono molto significative proprio per il legame che sottolineava Maurizio, no? Cioè tutta questa attività non produce solo formaggio, ma produce e mantiene paesaggio, non dimentichiamolo, perché oggi si dà, come dire,
spesso per scontato questo aspetto. C'è anche, come dire, tanta estemporaneità non solo nei dialoghi, ma in ciò che accade. Ovviamente nella versione ridotta che vedremo ce ne sarà meno, ma ci sono alcuni momenti dove, come dire, l'etnografo e il filmmaker devono anche cogliere degli avvenimenti che accadono appunto inattesi, che lo sorprendono e che poi decide di inserire nel montaggio perché li ritiene particolarmente significativi. Roberta ha già parlato di queste notte di campo e mi piace che le abbia sottolineate ed apprezzate. Grazie Roberta, mi fa molto piacere. È un'abitudine che ho preso insomma da qualche anno, che è quella di accompagnare queste pubblicazioni con delle note di campo, che però cui tengo molto, perché sappiamo benissimo che se decidiamo di affidare al film, al documentario, no? La capacità di comunicare tutto ciò che non riusciamo a comunicare con le parole, con i testi, no? E quindi abbiamo soprattutto immagini e suoni, è anche vero che la scrittura può comunque dire molto, integrare, e la lettura di questi testi può in qualche modo far capire meglio quello che era anche il contesto di ricerca, le sensazioni anche, come dire, più estemporanee e personali talvolta, no? Però anche le emozioni, se vogliamo, perché lo voglio sottolineare, ecco, fare un lavoro di questo tipo, soprattutto con, come dire, degli enti alle spalle che ti supportano, che condividono senza fretta, è davvero un pezzetto di vita preziosissimo, e lo è anche il rapporto con le persone che sono coinvolte, sia i protagonisti che sono davanti all'obiettivo, ma chi ti supporta, chi ti mette in contatto con le persone. Ecco, è un piccolo pezzo di vita prezioso che però rimane un po' dentro di noi e che continua. Ieri ho ricevuto un messaggio dal Casaro di Peio che mi ha detto: Michele, da un po' che non ci si vede, ti aspettiamo, no? È un semplice messaggio che però vuol dire molto, no? Vuol dire che si è stabilito un rapporto e appena posso lo andrò a trovare. Ultimissima cosa, nel libretto, nel booklet, ci sono anche alcuni fotogrammi che ho scattato con il telefonino, e ho scelto proprio di scattare nei caseifici dei dettagli, cioè ciò che non vediamo con uno sguardo, diciamo, allargato, ma proprio frequentando questi luoghi mi sono accorto di alcune immagini, alcuni dettagli che ritengo essere significativi, e proprio per questo rapporto tra l'antico, cioè da dove arrivano i caseifici, no? Il primo del Trentino del 1830, e ho deciso di scattare anche alcune Polaroid, ne ho una cinquantina, e quindi abbiamo proprio lo smartphone e la Polaroid che è un po' più datata. Spero ci sarà l'occasione, ne parlerò con Maurizio, magari esatto, di allestire una micro mostra di Polaroid, perché sono anche quelli appunti di campo significativi. Mi fermo qui, ringrazio le persone presenti e direi che possiamo iniziare con la visione. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Allora, perché mi dici Mentei?
Continuamente ti ricordo del suo mestiere, se io un po' insieme a te fare, grande, e così ultimamente facciamo di cui che non è nato, più che andare il peso, il suo mestiere. Se mi conviene per i 15, mi chiede di vuoto mi può fare una tomata di un mese, solamente scrivo. Tieni Cile, su, Cile, su, brava, Cile. Dunque, 10-12 anni fa, un signore qui che viene a aiutarci aveva questa mucca qui in una stalla che non era sua, l'aveva là, sì, così. Però dopo quella stalla è venuta, cioè l'ha rimodernata per fare allevamento di maiali. Pertanto la mucca doveva andare a macello. Io la conoscevo perché andavo sempre. Noi qui avevamo due vitelli, un po' grandine, avevamo un posto e mia mamma ha detto falla portare qua la teniamo noi invece di andare a macello, perché sì, io per l'amor di Dio, io non sono di quelle, non voglio sentire di farla ammazzare niente. E l'abbiamo portata qua, però dopo, cioè è portata qua a tenerla, se non che dopo 2 anni il veterinario che venne a fare il prelievo del sangue mi ha detto adesso devi deciderti, cioè o tenerla o mandarla via, perché non puoi tenerla, sì, devi registrarla. Allora io l'ho comprata. Dopo abbiamo venduto le 2, ma sì, e abbiamo tenuta sempre lei e andavo a portare il latte a San Floriano. Poi la latteria è andata a finire male e sono andata su in Campolessi. Sono sempre, sì, così, sì. Cioè, allora io la mungo, faccio il formaggio una volta ogni tanto perché una poverina, ma 4 volte l'anno, sì, 4-5 volte l'anno, così, ma io la tengo non per interesse, perché faccio far tutto, mi costa più la spesa, ma io non neanche parlare rimetto, ma non voglio sentire, deve rimanere, questa non deve entrare in macello, no, questa non deve andare in macello, perché lei mi ha dato tanto, io le ho devolto bene, però lei mi ha dato tanto, è tanto affettuosa, bravissima, è una roba di lei che uno che non vive con lei non può capire l'affetto che dà. È vero, Cile, è bravissima. Pensi che le è caduto un dente sotto senza un dente, No, Cile? E adesso il 4 di novembre fa 20 anni. 20 anni, sì, il 4 di novembre. No, Cile?
È così, e io la tengo finché deve rimanere qui, non deve entrare il macello, per nessun motivo. È vero, Cile? Cile, Nini, affettuosa lei. Buondì. Le grandi produzioni non sono come noi, se le grandi produzioni devono fare tanto per vendere e noi invece anche insomma, sono altri numeri rispetto al nostro. Facciamo poco però molto, molto buono, insomma, sì, è diverso, è molto diverso, anche per i nostri nipoti, per un futuro, per avere una maggior sicurezza alimentare in pratica. Quando fanno colazione la mattina, ma questo è il latte della Elsa? Questo è il latte della Elsa? Sì, è il latte della Elsa. Sì. Addirittura durante l'estate, quando non abbiamo le mucche, che le mucche sono al pascolo, per cui prendiamo il latte, qualche volta andiamo giù in latteria, ma tante volte non riusciamo ad andare perché abbiamo altri lavori, lo prendiamo in negozio, non lo bevono. Durante l'estate loro non bevono latte. Bevono tè. Solo se lo prendiamo giù, se no prendono il tè. È qualcosa, invece però è così. Quando mungiamo noi, che è il latte nostro, vengono a prenderlo con il recipiente, con il contenitore, lo portano a casa, lo fanno bollire e lo bevono volentieri, insomma. E c'è un orgoglio nel tenere il latte della Elsa. No, Ricky? È la Elsa. Oppure la Gina, che adesso dovrà partorire e stanno aspettando anche quello della Gina. Ecco. Scusi. Pronto? Buondì Daniele. Ecco. Bene, tu? E io ieri sei a tir e ieri sei dopo un mese anche. Aqui, sì, no, tutto, a buio no, e non ho usato. E sei qui sotto. Qui ci danno i terreni per poter tagliare. Qui sotto, perché non è c'è più nessuno alta. che lo fa. Noi ci troviamo al mattino, andiamo a bere il caffè, si parla delle mucche, si parla del latte, del formaggio, ci si trova veramente bene, io vado veramente volentieri, è la mia passione, loro parlano delle loro mucche, io parlo delle mie, è proprio una comunità, sono veramente... È bello perché arrivo lì ho un problema, no? Ma secondo voi come devo fare, no? Quindi
io sono giovane, no? Sì, non è un vanto, sono giovane e basta. E quindi certe cose non le ho ancora ben inquadrate, no? Vado lì, ma senti Renzo, ho un problema. No, la mucca che non mi sta tanto bene. Senti Franco, ho un problema. Ho questo vitello che non mi esce, lui arriva, ce li tira fuori. Quindi abbiamo anche il veterinario in casa, diciamo, quindi ognuno dà una mano. Senti, mi vai a tagliare quel campo là, per esempio ci sono dei soci di buia, no? E quindi mi vai a tagliare quel campo là, mi fai quello, poi venirmi ad imballare, quindi è una catena al di fuori della latteria anche, quindi ci si incontra fra soci e... Si parla anche dei campi, sì. delle erbe che vengono, come si fa, tu cosa fai per toglierla. Ma tu qua, a che ora vai ad Erba? Perché il sole è cambiato, la luna è cambiata, ieri arrivo in latteria e gli faccio: ma Franco, come siamo con la trebbiatura? Sì, boh, non ci manca tanto. Ma chi ti viene a trebbiare? Mi viene a trebbiare quelli di Coloredo. Quindi ci facciamo delle domande, ci rispondiamo: ma senti tu come fai? Ma bellissimo. Anche i soci, no? Anche se io sono giovane, non mi dicono: ma tu come faresti? Anche perché insomma siamo giovani, non sappiamo niente, però abbiamo, diciamo, un occhio più avanti rispetto a... Quindi la presenza giovanile dei 3-4 giovani che siamo è importante per l'occhio sul futuro, quindi siamo un po' lì, ci mettiamo vicini a un tavolo e ci mettiamo d'accordo, no? Come dovrebbe essere, diciamo, tutta l'economia, tutte le grandi stalle, dovrebbero sedersi a un tavolo e discutere, no? Io farei così, io farei così. E non queste realtà, è un peccato, sì, ma devono dare non darci conto, no, tu non hai ragione, sei un idiota. No, ci si siede lì, ognuno dà la propria opinione e poi cerchiamo una via di mezzo, che è sempre la strada giusta, la via di mezzo, no? Io dico sempre, io faccio una cosa, un altro ne fa un'altra, però io faccio una cosa che per un lato va bene ma un lato male, lui fa la stessa cosa, che la fa un'altra cosa, diciamo, che però nello stesso modo è una cosa bene, una cosa male, ci ritroviamo a metà, così ritroviamo le due cose giuste, no? E noi lotteremo per questa latteria. Lotteremo. Sì, non ci si può, non possiamo mai abbassare lo sguardo. Speriamo che tutti ci rimangano accanto, tutti i soci rimangano, speriamo. Che entri qualche giovane. Sì, che c'è bisogno anche di presenza giovanile. Anche di un po' di più latte. Non posso essere solo io socio giovane della latteria. No, abbiamo bisogno. E speriamo. Ciao! Veramente vale? È anche buio. Però ovviamente la nostra forza è il fatto che il formato di così non vi è più. I formati si vanno a standardizzarsi, no? Per cui mi dici, con così o con là, però non è che, no? Sarebbe ideale, insomma, aumentare i brot, e lei che purtroppo sul mercato locale è una cosa che va fatta pian piano. Sul mercato fuori... Sul mercato fuori, bisogna prepararlo. Però poi deve avere la certezza del prezzo e del ritiro. Certo. Non è che dopo... Se tu fai un altro magazine, cosa fa un altro bolino c'è? Perché magazzino? È che so, è impossibile. Sì, è impossibile. Siccome mi sono informata ultimamente proprio per le nostre attività, allora ti domandi il deumidificatore di mantenere da una certa umidità a una certa umidità, il termometro, le travi di legno, quindi sei per forza di legno, e va bene, tutti sono tranquilli, la zanzariere, il barcone. Il problema è che il bolicè ti vincula, cioè al di là della produzione piccola e locale, ma il bolicè tu entri in un giro e sei come la grande industria, solo che la grande industria può fare quello che vuole, tu piccolo no. O manco politicamente non avendo la forza di società di fare ogni bot come la grande industria. Però siccome tu sei il bolicè, tu vali come la Granarolo, come la Parmalat, come la Lactis Compound. Lo stesso tabacco, io vedrò sta parlando
già paspicina. Il caseificio turnario, vissuto da piccolino, prima di andare a scuola, che era a casa Canavi, che era il casale che si chiamava Celeste, navi anche a messa la mattina, poi navi a scuola, però prima navi a far mettere su dal parol la fletta, ne dava un po' di fletta a sto casale, ed era negote particolare, però era un segno, una roba che la guerra stabile tutti i giorni, lì, sempre. Non la si finiva mai, era un punto di... come che ti hai detto, non è una roba economica, però è un tot di formare una codica che lì la che sempre, se funziona. E funziona con l'aiuto di tutti. Come dire, quel che porta 200 litri di latte o quel che ne porta 5, è tutti uguali. Certo, uno porta a casa più roba, l'altro di meno col sistema turnario, però tutti hanno valore. È questo un po' che la cooperativa non è così, in tutti i caseifici cooperativi. Il turnario è un altro tipo di approccio. Più il turnario ti porta a casa il tuo prodotto. Quindi il socio, il contadino che magari se ne frega a portare il latte a posto, pulito, di tegnere la sua bestia, mentre la cooperativa adesso inventa i punti, cioè ti paga il latte in base ai punti che ha, se le proteine, se le pulito, se questo, e quindi deve fare i carabinieri, in poche parole, per indurlo a portare il turnario, no? Perché mi porti a casa il formai, se portarla buon, porti a casa il formai buon, se no no. Non occorre che qualcuno mi dica, cioè mi impari da solo, insomma, ecco. Era un altro tipo di sistema. In più, il turnario le fa per mangiarsi il suo formai, e quindi, tanto più, non è che mi fa del male a me, in poche parole, ecco. È tutto un sistema che gira via sulla fiducia, sul modo, sul rapporto di concepire la stalla, il fieno, tirar sul fieno meglio che se perché poi non cade in terra, non cade dentro roba che dà problemi la stalla, la pulizia, la bestia sana, tutto un discorso così, che ven seguente, o che veniva seguente. Adesso, come si vede, si è rimasti così, però si è rimasti, insomma. In più qualcuno l'ha dovuto, perché funziona il turnario, l'ha dovuto ingrandirsi, arrivare a fare economia sul turnario, e quindi un po' anche girare il modo di concepire il turnario, insomma, perché certe robe se le cerca di fare buone per noi, ma dobbiamo cercare di venderle se vogliamo avere economia. Quindi l'ha dovuto cambiare un po'.
Poi questa malga c'è anche il latte d'otto che lo portano, va giù su un tubo di acciaio, 4-5 km. È una malga che non è come altre malghe che vengono con bidoni, che ti lasciano bidoni qua a riempire un po', che è meglio, buona per... alle 7:30 lasciamo il latte giù che va a caseificio a Peo, alle 7:30 di mattina, che parte di qua. Alle 6:30, scusa, alle 6:30 parte il latte, dopo che va il latte giù, e la mole che lei lì mette 5 minuti di acqua e dopo 5 minuti di acqua lascia andare la panna, ancora 5 minuti di acqua dopo la panna e inizia a lavare le caselle dove è stato il latte da ieri sera che è rimasto. Poi li lava, viene in casa, prende un caffè, noi andiamo con le mucche. Alle 7 si fa già ora, alle 7:30 di partire con le mucche. E ci vediamo a mezzogiorno o alla sera, quando c'è tempo brutto, non lasciamo le mucche da sole, stiamo con loro lì, mangiamo lì, torniamo la sera, ci vediamo la sera. Dario Cesi, a 500 metri dalla malga ci aspetta, ci dà una mano anche lui. Dario, cosa dici? Sì? Vero? Bravo. Così piccolino il papà. E Gabriele, tu cosa dici?
Quando sono venuto prima qua, io mi sono stato sempre bene, ho visto questa malga, ho visto anche Caro come va con funzione con le capre, con la muletrice, mi sono stato bene. E dopo sono stato in Romania e le hanno parlato là tutti come in Italia, come si funziona, come si lavora. E dopo hanno portato loro, mi ha portato mia moglie, lei. Certo che ha piaciuto la casa, bella casa. Anche bella stalla, bella montagna, bel posto. Dopo io sono stato in giro per spiegare perché è bello qua, certo che è bello qua. E fai tutto meccanizzato anche con la multitrice. A noi si lavora tutta a mano, non è che lavori con la multitrice, si lavora tutta a mano. Quando vai con le pecore, con le capre, con le mucche, fai sempre quel lavoro a mano. Qua è più comodo, certo in Italia che è più comodo da fare con la muletrice. Ma in Italia sono organizzati più bene di noi romeni. Anche in Romania ci sono macchine, ci sono trattori da fare, ma non è come qua. Qua è un bel posto, un bel stipendio e più bene in Italia. Dipende che lavoro fai anche qua in Italia, non è che puoi fare tutti i lavori, dipende se ti piace il posto da lavorare. A me mi piace qua, tanto io lavoro questo l'ho già fatto. Nel 2007 sono stato lì per Vermiglio, sempre la malga di Vermiglio. E dopo mi hanno cercato un mio amico lì, questa malga di Silvano. E io, Silvano, mi sono stato bene, mi sono andato a casa, dopo mi ha chiamato indietro perché è andato di accordi. E dopo mi sono tornato indietro perché lui mi ha detto guarda che c'è bisogno, allora io mi ho portato la famiglia. Mi ha detto guarda vengo con la famiglia perché da solo non posso fare. Io poi ho cercato la ragazzo che mi dà una mano fino alla fine. Dopo vediamo un opportuno, vediamo se andiamo bene, se no andiamo male. Però sempre avanti. Allora, niente, siamo bravi. Che ride? Lorenzo, hai dato il toglio? Ah. Qui noi lavorando nel latte c'è stata aggiunta dei fermenti lattici in polvere perché gente che è bello lavorarlo naturalmente.
usando il latte innesto, fatto sempre con il latte delle nostre vacche qui, e purtroppo usando questo è un po' più complicata la faccenda perché non tutti i latte è uguale, non tutti i l'innesto viene come il loro vegna, però il prodotto comunque secondo me ne si risente della qualità, perché non essendo niente di chimico, le belle del nostro che indicano il sapore, indicano un altro, perché dal potorno del latte di una vacca, perché di questo bisogna dire, e nonostante tutto, anche perché se la vacca la mangia un'erba un'altra il sapore cambia, se io poi malga è una roba immediata, perché se il pascolo è poi all'ombra, se è al sole, se le secche, Se il caldo, se il piove. vuol dire tante robe, se manca il tempo, se è il temporale, la vacca è un po' più nervosa, allora magari il latte diventa un po' più acido prima, e allora qui dopo bisogna un po' cercare di terre la volta qui in caseificio, perché insomma con le prove magari una giornata alterna una maniera, allora il di dopo provo a mettere una pezza e recuperare tutto quel che si può. Ecco. E dopo qui con la scusa che aveva anche quel de capra del latte, che quelle è anche abbastanza delicato come lavorazione, perché comunque la capra è l'animale un po' più delicato della vacca, perché col temporale che la si agita, la le fa tutte, è un animale un po' pestifero, e dopo bisogna sempre andare con la fiducia del che muncia. Bisogna avere fiducia ante i pastori e ante tutti, che noi qui fino adesso non possiamo lamentarne, perché è sempre una di venga, è sempre una gente in gamba, che comunque sa fare il suo mestiere, quindi possiamo stare tranquilli, ecco. E buono, quindi poi aggiungere. Insomma, dopo si fa vari tipi di formai, si cerca sempre di tenere una buona qualità del prodotto. Il possibile. Il possibile, si fa tutto quello che si può per accontentare sia il cliente che il contadino. E non è la lavorazione che fa Mattia, non è comunque il standard, è sempre, come diceva, è diversa, anche perché proprio al latte che dà la possibilità di asciugarsi così con calma, senza essere lui che lo spinge a venire impresso, che quando il latte, la cagliata, il formaggio è pronto, viene raccolto senza dover guardare l'orologio, se è giusto, se è in ritardo, se è in anticipo, e quando è pronto il formaggio è quello che dà la qualità, e questo è comunque l'insegnamento che ne ha dato il Bruno, e è quel che imparare, fosse la roba più preziosa, dare il tempo al formaggio, al latte di diventare formaggio.
La musica l'ho cominciata da 7 mesi, mi è piaciuta da un po' di tempo, che l'ho sempre pensato di fare. E anche qua lo suono abbastanza quasi ogni giorno. Quando finisco di mungere le mucche alla sera, e spero che sia tutto bene di andare avanti. Eccoci qua. Posso riprendere quindi? Sì, Michele, sicuramente. Bene, allora grazie per l'attenzione. Voglio sì essere abbastanza breve perché mi piacerebbe sentire poi le voci dei presenti e così sono curioso di avere qualche punto di vista. Tornando a quelli che erano gli elementi di cui parlavo prima, un po' i mattoncini del documentario, quelli che lo compongono, volevo dire questo, sì, facendo questo documentario anche per il tipo di formazione mia, che lavorando al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, tanto sui beni immateriali, sulla documentazione, poi schedandoli, no? Anche con le schede ideate da Roberta, con le BD, che ti abituano anche un po' a ragionare proprio su queste unità, no? Che, anche singolarmente, che poi possono comporre un documentario. Ed anche per il fatto che alle spalle di questa produzione ci fossero degli ecomusei, no? E quindi delle istituzioni che sono in qualche modo, hanno nella loro missione, no? Il fare ricerca in un certo modo, con una certa attenzione. Ecco, tutto questo ha fatto sì che il mio modo di lavorare
fosse ancora più spinto in quella direzione. A cosa mi riferisco? Al fatto che ognuna di queste unità, e prendiamo la prima, il conferimento del latte, per me costituissero nel momento delle riprese un campo di ricerca quasi a sé stante. Cioè io quando assistevo al conferimento stavo là veramente per tutto il tempo documentando tutti gli incontri dei soci, spesso molto significativi anche con 2 o 3 frasi magari dialettali, però quello spazio, quel tempo per me erano importanti non tanto per avere un minuto da inserire nel documentario, ma per osservarlo e documentarlo, ok? E questo l'ho fatto per tutto ciò che si vede, cioè per le interviste, per la lavorazione del formaggio, un altro tipo di formaggio, il burro, la ricotta, la riunione, cioè per la riunione ci sono un paio di ore di girato. Perché dico questo? Perché il documentario era sì la cosa a cui avevamo pensato inizialmente con Maurizio, però certamente questo materiale potrà essere utile per delle mostre, delle esposizioni, chissà quando, dove, in quale contesto. Ho già fornito agli musei delle brevi clip, come dei brevi film monografici su ognuno, no, di questi aspetti, cioè sulle tecniche, clip tratte da interviste, che possono essere utilizzate all'interno della didattica. Maurizio, se non sbaglio, li avete usati proprio per fare anche delle schede, no? BDI. E quindi questo approccio ha fatto sì che il materiale a disposizione fosse stato utilizzato anche in altro modo e possa essere utilizzato in altro modo. Questo secondo me è importante perché è ovvio che va deciso un po' prima, no? Cioè, nel contesto per esempio sia del conferimento ma anche della lavorazione, avete sentito che ricchezza di suoni o anche pochi scambi di battute, dicevo, sono significativi perché io trovavo un socio che diceva al Casaro è già stato qui il Tony, faccio un esempio, e poi capivo che lui voleva incontrare il Tony per chiedergli di aiutarlo a far nascere un vitello, no? E quindi questo ti dà proprio l'idea del fatto che anche questi incontri quotidiani, cioè ogni mattina ogni singolo socio o membro della famiglia va a portare il latte mentre noi ci svegliamo con calma nelle nostre case. Là dalle 6 e forse un po' prima nei caseifici turnari succede questa cosa che nei caseifici più grandi non succede, perché c'è l'autobot che passa oppure 2 o 3 camioncini che prendono i secchi. Invece lì la persona è proprio presente anche nell'atto di consegnare il latte, di salutare il casaro, di interagire, di dirgli tienimi. C'è una signora che nel documentario dice tienimi un paio di etti di questo, 1 chilo dell'altro, no? Perché è la prima che ha diritto ad avere i prodotti. E tutto questo anche con degli scambi proprio anche dialettali sono secondo me è documentazione preziosa. Allo stesso tempo documentare quello che succede, le pratiche, i suoni, gli scambi tra i casari, senza che debbano spiegare a me, ecco, magari per noi è scontato, no? Per chi lavora in questo contesto qua è scontato, ma magari per altri no, il fatto che non è che il casaro mi si deve rivolgere continuamente per spiegarmi quello che fa, come succede magari spesso in contesti più giornalistici. Loro sapevano benissimo perché gli è stato detto inizialmente e poi perché la nostra presenza piano piano diventa, come dire, un po' più abituale, proprio perché ci si conosce. Sono abituati a lavorare rispettando quello che è anche l'ambiente sonoro abituale, no? Di quel contesto, e documentarlo e catturarlo secondo me è molto significativo sotto tanti aspetti. Parlavo della riunione. La riunione invece rispetto alle interviste, ecco, anche le interviste ho deciso rispetto ad altre occasioni di scegliere dei luoghi che fossero proprio i luoghi in cui queste persone lavoravano, si trovavano in quel momento. Cioè, ho scoperto che per esempio la stalla, perché spesso si fanno nelle cucine, è capitato anche a me, no? Ma la stalla, soprattutto nel caso dei piccoli allevatori, è un mondo
molto caldo, molto accogliente, in cui avete visto quante cose succedono a tutti i livelli, no? Cioè proprio il rapporto con gli animali, lo sguardo, i rumori anche prodotti dagli animali o da un cane che è presente, rendono, secondo me, dal punto di vista anche filmico, tutto un po' più vivo e più interessante, no? Rispetto a un contesto più freddo. E la presenza, a mio parere, del protagonista nel suo contesto, vedendo l'animale e vedendo il luogo in cui lavora, fa sì che anche sia molto più stimolante dal punto di vista di quello che poi lui racconterà, no? Perché tutto ciò che lo circonda gli fa venire in mente qualcosa di cui parlare, al di là di quello che è lo stimolo che io gli pongo, no? Cioè, se parliamo di bestie e la bestia è lì, se parliamo di benessere animale e ce l'ha vicina, sarà sicuramente diverso il modo in cui mi parlerà di questo, sarà sicuramente più coinvolgente, più caldo, e lo sarà anche per me che faccio la domanda, perché ce l'ho qui presente. Se parliamo di un certo tipo di paesaggio e siamo proprio dentro quel paesaggio, no? Che non vuol dire solo il prato falciato, ma vuol dire magari l'industria che avanza, vuol dire il turismo. Ecco, avete visto questi inserti, soprattutto a Peio, forse un po' eccessivi in questo montaggio che abbiamo fatto per Torino, però sono significativi perché lì proprio il turismo e l'allevamento sono, come dire, vivono a stretto contatto, convivono, a volte può diventare anche problematica, no? La convivenza. Ecco. Tornando alla riunione, invece, la riunione è stata interessante perché lì non siamo noi ricercatori o filmmaker a porre le questioni, ma tutto accade in maniera certamente non tanto più spontanea, ma sono loro a porre le questioni, ed erano questioni molto, molto importanti, molto urgenti, e quindi lì, ecco, quella è un'opportunità, secondo me, per un film, per la documentazione, ma anche per un film, di sentire proprio dei dialoghi catturati in presa diretta, in cui queste persone, questo collettivo si confronta su questioni per loro urgenti, no? Dal punto di vista, se vogliamo, tecnico e metodologico, è ovvio che lì non ho usato il cavalletto, ho usato la camera a mano, perché è abbastanza imprevedibile sapere chi parlerà, chi prenderà la parola, e perché secondo me, come dire, il fatto di avvicinarmi anche un po' con l'obiettivo, se vogliamo, sottolineando anche i primi piani, gli sguardi, gli interventi, fanno sì che una ripresa di questo tipo sia più calda, più coinvolgente rispetto a una ripresa statica di tutto il gruppone, no? Che parla, e quindi dove i singoli personaggi intervengono, e quindi lì tecnicamente ho fatto anche delle scelte un po' diverse, pur inserendo, come avete visto, a un certo punto anche il gruppo, che dia l'idea anche di queste interazioni, di queste discussioni. Nel caso della parte su Peio, invece, ci sono questi ritratti, diciamo, di famiglie, che sono le due famiglie che gestiscono le malghe collegate al turnario, che sono famiglie rumene, no? A tutti gli effetti, che stanno isolate per dei mesi, e quindi mi piaceva proprio riprendere anche i bambini che comunque sono là per 4-5 mesi isolati, e a volte, secondo me, i loro sguardi e alcune frasi sono più significative di alcuni contenuti, ecco, no? Perché, e questo, diciamo, sicuramente non è piaciuto a tutti, cioè, però io lo considero davvero importante il fatto che all'interno di una filiera che forse più tradizionale non c'è, per esempio per il Trentino, no? C'è l'antico turnario, cioè per stare in piedi questa filiera abbia bisogno di due famiglie che arrivano dalla Romania appositamente, credo sia qualcosa di molto significativo e che vada anche mostrato, perché rappresenta comunque un modo di integrare dentro veramente un sistema ricco di valori positivi anche queste persone che danno il loro contributo, proprio perché magari alcuni giovani non lo vogliono più fare, o perché c'è proprio difficoltà a reperire manodopera in alcuni contesti, no? Poi tutto questo si potrebbe
approfondire. Per quanto riguarda invece alcune cose che sono successe un po' estemporanee, no? In questo montaggio che abbiamo visto, sì, non sono tantissime, però pensavo per esempio a questa telefonata che avviene per caso da Ricchetto, no? Ricchetto si chiama, vero Maurizio? Da questa coppia. Ecco, volevo sottolineare il fatto che nel modo di fare le interviste o di raccogliere questi racconti, io per scelta, e questo a volte è anche un po' scomodo, ripropongo poi nei documentari dei piani sequenza, cioè non mi va per scelta di montare le interviste, quindi di prendere il dettaglio sulle mani, cioè voglio che un discorso, cioè che queste persone abbiano proprio il tempo, il respiro iniziale e finale per esporre una questione, il loro punto di vista. Questo può diventare anche un po' ingombrante filmicamente, no? Però è l'idea proprio di un'attesa, una pazienza che secondo me, soprattutto nei contesti di ricerca, nei contesti antropologici, dobbiamo tenerci stretta, no? Rispetto a dei ritmi veramente televisivi o legati al web che ci condizionano molto, a cui siamo sempre più sottoposti. Cioè, tenere quel modo di fare film come uno spazio di libertà per me è prezioso, e quindi anche non premere subito stop quando qualcuno riceve una telefonata o quando c'è qualcosa di imprevisto, è diventata per me un'abitudine, perché ovviamente poi chiedendo il permesso, cioè io non è che voglio catturare la telefonata per pubblicarla poi su Facebook, però quella telefonata è importante perché lui riceve, forse in inglese non si capiva, riceve una chiamata dal proprietario di un prato e gli dice: guarda che puoi tagliarli, puoi usarli, perché io non li uso più. E la moglie a un certo punto dice: qua ci danno i prati perché non li falciano più, non ci sono poche bestie, no? E questo avviene però con una bella spontaneità, no? Con un dialogo che arricchisce anche il film, che gli dà anche ritmo. Così come, e poi mi avvicino alla conclusione, il brano finale col sax, anche quello l'ho catturato un po' per caso, ma credo sia ricco di significati. Quel ragazzo che nell'intervista non parla, non so se avete presente, c'è il papà e dice: tu Gabriele, cosa ne pensi? E poi io chiudo l'intervista, perché quel ragazzo di 17 anni, un po' imbarazzato, poi non ha detto molto. Non ha detto molto, però la mattina che sono andato a vedere la mungitura, quando è uscito dalla stalla e siamo andati a prendere velocemente un caffè, ho visto che usciva col sax. E gli ho chiesto: ma cosa fai? Mi ha detto: guarda, questo è un momento che io ho perché poi va al pascolo e faccio un po' di prove perché sto facendo un corso, era iscritto a una scuola di sax, e quindi lui, tanto non lo sente nessuno lassù, proprio lassù i turisti comunque non arrivavano. E ho detto: aspetta un attimo che mi fai sentire. E ha suonato questo pezzo, che è poi musica tradizionale rumena che lui ha imparato. Avete visto, dominando tutto questo paesaggio, e in qualche modo io lo trovo significativo perché quella è una maglia non per turisti, cioè quasi nessuno al caseificio, chi frequenta il caseificio sa che c'è una famiglia rumena lassù, no? Però quel ragazzo ogni giorno alle 7 di mattina crea un paesaggio sonoro, si gode quell'ambiente molto più di tante altre persone che magari in basso ne parlano in tanti altri modi. E comunque chiude un po' il documentario dedicato alla Val di Peio, facendoci anche un po' riflettere su quelle che è anche la commistione, no? Tra le tradizioni, l'essere autoctoni, la presenza del locale e poi la presenza di persone che vengono anche da lontano, ecco. Io mi fermerei qua, poi in realtà le cose da dire sono molte, riguardo per esempio alle interviste che in questo montaggio ovviamente hanno molto più spazio, proprio perché per scelta non volevo tagliarle così a fette, ho preferito togliere azione, no? Quindi c'è la caseificazione più ridotta, alcuni incontri sono più limitati,
Però anche nel caso del ragazzo giovane di Gemona, no? Che è molto spontaneo, è molto vivace, solleva anche lui questioni molto belle, perché essendo giovane fa spesso riferimento ai più anziani, no? Li incontra anche al bar la mattina. Però ecco, una cosa che è importante e che anch'io ho imparato a fare nel tempo è il fatto che questi incontri, queste interviste devono essere per entrambi, cioè per tutte le persone presenti, e su questo io cerco di lavorare sempre prima di iniziare, cioè devono essere delle occasioni non per riferirmi delle informazioni o cose che loro sanno già precotte, ma deve essere per tutti noi un'occasione per metterci in discussione, per riflettere su queste cose, per scoprirne di nuove, e anche per loro, quando sono in coppia, anche di prendersi del tempo per rivalutare un po' la loro posizione, e più di una volta mi è successo che veramente lo facessero, proprio perché magari nella quotidianità poi si lavora e si pensa meno, no? Poi a dove si sta andando. Devo dire che a Gemona sono molto più abituati a fare questo, perché la presenza dell'Ecomuseo, ecco, non è solo di contorno, si vede anche nella riunione, no? La presenza di Etelka, cioè, non è solo di contorno, ma è proprio uno stimolo. Cioè io credo che anche quella riunione in qualche modo, cioè, voi abbiate avuto un ruolo importante, no? Perché si discuteva anche della presenza a Torino, a Bra, dei casifici, delle turnarie, no? E questo può costare anche tempo, sacrifici, però l'Ecomuseo cercava di far capire l'importanza che può avere il fatto che ci sia un rappresentante, no? O il fatto che si ragioni anche sul prezzo, sull'alzarlo, sul tipo di mercato. Non è poca roba, e io credo che tutto questo sia, come dire, poi cioè l'Ecomuseo vada a influenzare positivamente le scelte che fanno i soci, e viceversa i soci portino poi entusiasmo all'Ecomuseo per le attività che si fanno. Bellissima la proiezione, la prima che abbiamo fatto, a cui faceva riferimento Maurizio prima, davvero molto partecipata, c'era anche Roberta, c'era Daniela Perco, però anch'io ho sentito una bellissima energia quella sera, e pochi mesi dopo poi con il Covid ci siamo un po' bloccati, ma adesso sono contento di essere qua, che stiamo riprendendo un po' la nostra attività anche di divulgazione, insomma. Vi ringrazio. Grazie Michele, grazie per questo tuo intervento così ricco, pieno di stimoli, pieno di punti che meritano di venire discussi in questo tempo che ci è rimasto, che non è molto, ci è rimasta 1 ora e 10, quindi io direi, sottolineando l'importanza dei tuoi contributi, che mi sono sembrati non delle presentazioni, delle mere presentazioni, ma delle presentazioni critiche, quindi che hanno effettivamente dato un contributo di comprensione, di conoscenza e di approfondimento a una materia che a me sembra del tutto affascinante, e come scrive Gianfranco Spitilli, parla di un lavoro molto attento e sensato. Ecco, il termine sensato mi piace molto, è un tipo di approccio che dà senso a noi esseri umani. Allora, io adesso direi che apriamo la seconda parte del seminario, e quindi io do la parola per aprire e gestire la discussione su tutto quello che è venuto fuori fino adesso nelle presentazioni ad Antonello Ricci. Molti di voi lo conoscono, è professore ordinario in discipline etnoantropologiche nel Dipartimento Saras dell'Università Sapienza, ed è anche un docente della scuola, dove insegna teoria e pratica della documentazione audiovisiva e sonora demo-etnoantropologica insieme a Francesco Faeta, e si è occupato, tra le altre cose, in modo denso di pastoralismo appenninico in questo caso, e di antropologia visiva e di antropologia del suono. Quindi darei la parola ad Antonello Ricci per cominciare a istruire una discussione. Sì, grazie Roberta. Dunque, tante cose sono già state dette, insomma è stato fatto un lungo preambolo, diciamo così, ad un'eventuale discussione che spero sia ricca, come è stata anche la presentazione di tutto quanto
il tema, diciamo così, di questo seminario di oggi. Il tema, in realtà i temi sono sostanzialmente due da quello che abbiamo capito. Cioè, da un lato c'è il tema ecomusei, che in un certo senso è anche un po' la tematica conduttrice che ha legato i due seminari organizzati da Roberta Tucci per la scuola di specializzazione. E in questo caso, nel secondo, l'altro tema sicuramente decisivo è quello proprio della documentazione audiovisiva, o perlomeno della rappresentazione audiovisiva di un sistema culturale. Due facce, diciamo così, di una prospettiva che in un certo senso dialoga costantemente e dialoga in maniera stretta. Da un lato ecomusei, dall'altra forme di rappresentazione della cultura, perché appunto ecomusei che stanno assumendo sempre più, diciamo così, a partire da quello che abbiamo sentito anche la volta scorsa nell'altro seminario, nella presentazione del libro di Hughes de Varin, ecomusei che si stanno configurando sempre di più come la forma, se così possiamo dire, diciamo così, la forma museografica più consona, in un certo senso, alla dimensione antropologica del museo. I musei, come sappiamo, hanno mostrato un pochino la corda a un certo punto. I musei legati agli oggetti, i musei legati alla cultura materiale o esclusivamente alla cultura materiale, quindi alle raccolte, alle collezioni di oggetti, hanno un po' mostrato la corda negli ultimi anni. Mentre gli ecomusei, l'ecomuseo col suo riferimento territoriale, col suo riferimento partecipativo, col suo riferimento ad una dimensione, diciamo così, sociale della rappresentazione museografica, sempre di più si è connotato, a mio avviso, come la modalità più vicina, in un certo senso, a poter restituire una forma vivente di cultura, come sono le culture di tradizione orale, le culture tradizionali in generale, adesso al di là della trasmissione dei saperi culturali, se per via orale o per altre modalità, diciamo. E quindi, come dire, il sistema museografico in questo senso è diventato sempre di più un sistema in grado di poter dialogare in continuazione con ciò che avviene nello scorrere del tempo delle comunità, delle persone, dei sistemi sociali, delle organizzazioni sociali, piccole o grandi che siano, rurali o cittadine che possiamo immaginare o altre cose di questo genere. Cioè, in sostanza, la possibilità di poter rappresentare una dimensione di contemporaneità, intendendo con questo termine non tanto come dire, una enfatizzazione della modernità e della post-industrializzazione, diciamo così, come contemporaneità, ma contemporaneità proprio come il tratto proprio connotativo di ciò che si dovrebbe intendere per etnografia, cioè per ricerca etnografica, cioè una ricerca che in un certo senso dialoga con il tempo presente, con ciò che avviene mentre noi stessi, cioè l'antropologo che fa la ricerca, vive, quindi nella sua contemporaneità. Che poi tutto questo dialoghi anche con la storia o con ciò che è stato il passato è normale che sia così, perché quando noi viviamo nel nostro presente siamo sempre in un certo senso collegati con il nostro passato. Proprio per questo, a mio avviso, oggi aver messo insieme in questo seminario
Gli ecomusei, e in questo senso diciamo l'Ecomuseo delle Acque di Gemona è uno degli esempi più rappresentativi in un certo senso della dimensione ecomuseale, per tutto quello che ha detto nella presentazione Maurizio prima, formulando appunto quali sono i criteri di organizzazione di un ecomuseo, ma quali sono soprattutto le modalità di sollecitazione sociale che un ecomuseo deve portare nella comunità di riferimento, cioè il fatto di tenere attiva una presenza culturale nel mondo di quella piccola società, di quel piccolo gruppo, di quella piccola dimensione. E in questo caso oggi appunto anche la presentazione di Maurizio era tra le altre cose focalizzata molto proprio sul sistema turnario di lavorazione del latte e di allevamento del bestiame, cioè un sistema che si colloca perfettamente, nonostante sia nato in altri periodi storici, diciamo così, ma ha mantenuto una sua validità proprio in riferimento con le piccole comunità, con la dimensione micro del nostro tempo. Non dimenticando che questa dimensione micro però continua ed è in dialogo strettissimo anche con una dimensione macro, perché ognuno di loro, diciamo così, degli esponenti e degli appartenenti poi alla collettività turnaria, diciamo, della latteria, ha una sua collocazione nel mondo e ha un suo dialogo con la globalità, diciamo così, più o meno di diversa forma, di diversa intensità, di diverso contenuto, ma nessuno di loro vive in eremitaggio, diciamo così. Tutti quanti stanno dentro ad una rete di relazioni, diciamo. Coniugare tutto questo insieme con il linguaggio cinematografico che oggi abbiamo visto tramite appunto l'interpretazione di Michele Trentini, Michele Trentini che insomma per me è una piacevole continuità di un progetto che nel corso del tempo lo ha visto presente in tutte le edizioni di MAV, materiali di antropologia visiva, fin dalla prima edizione appunto, soprattutto con i suoi filmati, come lui diceva, diciamo, la sua esperienza con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, col progetto Carnival King of Europe, appunto, ma che poi all'interno anche di quel progetto c'era molto, diciamo, di una sua prospettiva personale di condurre la ricerca attraverso il film, attraverso il cinema. Una ricerca che appunto facendo riferimento, diciamo così, ad un antropologo visivo americano che si chiama Jay Rabi, che nella discussione che a un certo punto c'è stata intorno a che cosa sia un film etnografico, diciamo così, come si possa definire un film etnografico, quali siano gli elementi per definire etnografico un film, diciamo. Lui a un certo punto, stufo di tutte quante le elucubrazioni di carattere tematico, contenutistico, altre cose di questo genere, dice: guardate che un film innanzitutto dobbiamo valutarlo in base a ciò che c'è nell'approccio filmico a quella dimensione culturale che il film rappresenta. Quindi non dobbiamo ragionare in termini di antropologia visiva o antropologia o film etnografico, ma dobbiamo ragionare in termini, capovolgendo, diciamo così, i due termini, ragionare in termini di etnografia filmica, cioè utilizzare il cinema come strumento di ricerca. E il cinema come strumento di ricerca, come ci ha appena finito di dire nel suo secondo intervento, soprattutto Michele, ha un suo linguaggio, ha una sua forma espressiva, ha una sua modalità di rappresentare le cose che deve essere rispettata sempre proprio per poter ragionare in termini filmici da un punto di vista
noi stiamo ragionando da un punto di vista antropologico, ma da qualsiasi punto di vista noi vorremmo ragionare attraverso il cinema, dobbiamo pensare che il cinema è una forma di narrazione specifica, che ha un suo linguaggio attraverso il quale noi possiamo restituire dei contenuti. Ma se noi non teniamo in considerazione che il linguaggio del cinema è un linguaggio specifico e pensiamo che il cinema possa restituire la realtà come se fosse per esempio un saggio scritto, un saggio di scrittura, abbiamo sbagliato obiettivo, perché sicuramente non riusciremo a fare di un film un saggio di scrittura, perché le due modalità di restituzione sono completamente diverse, sono sostanzialmente diverse. Quindi appunto Michele ce n'ha dato un saggio prima perché ha restituito il suo ragionamento filmico, cioè come lui ha pensato cinematograficamente. E tutto questo è sempre presente nei film di Michele Trentini, cioè tutti quelli che io mi ricordo che abbiamo accolto a MAV e tutte le volte che ne sono scaturite a delle discussioni, sono state delle discussioni proprio intorno al cinema come strumento di ricerca. Quindi non più alla etnograficità del contenuto, cioè non è che i film su Carnival King of Europe sono etnografici perché si parla di carnevale, di maschere, ma sono etnografici perché restituiscono un contenuto etnografico, restituiscono un'etnografia, cioè una ricerca di etnografia, una forma etnografica di narrazione, una rappresentazione etnografica di un piccolo frammento di mondo, ed è questo che bisogna sempre tenere presenti. Cioè noi in qualsiasi modo possiamo immaginare l'etnografia, dobbiamo essere consapevoli che noi stiamo rappresentando un piccolo segmento di qualche forma di realtà che noi abbiamo osservato, cercato di capire, cercato di acquisire come nostro sapere anche personale in quanto antropologi, e poi attraverso le diverse forme con cui noi possiamo rappresentare tutto ciò che noi abbiamo acquisito, lo restituiamo in una forma di rappresentazione, di narrazione, di dialogo, eccetera. Io credo che oggi, se conclusivamente, diciamo così, e poi mi fermo per restituire la parola agli altri, perché insomma il mio compito era quello di aprire la discussione, non di occupare spazio, diciamo così. Ecco, secondo me dovremmo condurre la discussione su questi due binari, da un lato l'ecomuseo, dall'altro il cinema etnografico, che in questo film di cui abbiamo visto la sintesi si sovrappongono, si unificano, dialogano in una maniera strettissima e intensa, perché il film che ci ha portato Michele Trentini è una forma di etnografia filmica di ciò che l'ecomuseo propone come organizzazione, diciamo così, come dire, di una forma di messa in campo di saperi, di tecniche, di aspettative, di una politica culturale del territorio. Ecco, tutte queste cose sono dentro al film di Michele Trentini, perché a mio avviso lui si è calato dentro la dimensione ecomuseale. Questo è un mio come dire, una mia personale sensazione, perché la restituzione filmica che ha dato delle latterie turnarie sta proprio dentro alle intenzioni che l'Ecomuseo di Gemona porta avanti in relazione proprio con la promozione di queste forme di microeconomia locale. Detto questo, mi fermo e invito i presenti, diciamo, a intervenire su questi due temi o anche su altro che ovviamente è stato sollecitato dagli interventi precedenti e soprattutto dalla visione del film.
rompo il ghiaccio io velocemente, però visto che Antonello comunque hai portato anche tu degli stimoli, pensando a questa sovrapposizione, diciamo, tra realtà filmica e poi realtà sociale, culturale, ecomuseale. Ovviamente io rappresento un po' la parte filmica e in qualche modo la sponsorizzo, però credo che ovviamente le istituzioni, in questo caso soprattutto l'Ecomuseo delle Acque di Gemona, poi abbiano in mano, no, questo film, questo prodotto, e sta un po' anche a loro, no, valorizzarlo, cosa che sta facendo Maurizio anche in questo stesso contesto, anche per il fatto che l'abbiamo portato a Terra Madre, poi l'abbiamo presentato a Trento. Però quello che volevo dire è questo: io credo che il film abbia comunque, sia una parte marginale, no, di tutta la realtà, di tutto il progetto, però abbia una potenza che forse non va sottovalutata, e faccio riferimento anche, per dire, ai film di Carnival King of Europe, che erano film di 10-15 minuti, no? Che però a un certo punto circolavano, se ne parlava, e succedeva che magari sul campo ci rendessimo conto del fatto che poi se li erano scambiati, li avevano visti. Cos'è che voglio dire? Che il fatto che comunque 80 persone, 60 persone in una serata a Gemona partecipata, a un certo punto si ritrovino, si spegne la luce e per, in quel caso, 100 minuti stiano in silenzio ad osservare il racconto della loro stessa realtà, ecco, io credo che sia una cosa, come dire, molto potente, che lascia dei segni e che poi va a influenzare poi a sua volta la realtà, no? Perché, cioè, mi riferisco anche, cioè, io sono venuto a Gemona con il giovane Casaro di 20 anni, no? di Peio, abbiamo fatto un viaggio, abbiamo parlato del film, ha visto il film, cioè comunque in qualche modo abbiamo anche, cioè credo che lui si sia reso anche conto proprio della rilevanza che in certi contesti abbia il suo operare e quello della sua comunità, no? E il film in questo senso è veramente come una lente di ingrandimento, cioè è molto potente la condivisione di una visione del film, e sappiamo che avvengono, se ne fa più di una. Ecco, poi c'è tutto il resto, da solo il film non fa niente. Però in questo caso questo è un bel esempio, diciamo, proprio di sovrapposizione e di collaborazione, no? Tra il mezzo filmico e la realtà culturale e anche istituzionale. Non sempre questo avviene, non è scontato, ecco, non è scontato che poi le istituzioni sappiano anche valorizzare, no, il prodotto. Prego, Roberta. Sì, io vorrei inserirmi, visto che per il momento non ci sono altri interventi, per dire che innanzitutto è chiaro che il progetto sulle latterie turnarie, per come viene esposto, non genera sentimento, no? Perché genera ragionamento, genera adesione, ma non genera in automatico sentimento. La visione del film genera sentimento e genera un forte sentimento. Ovviamente questo stesso sentimento Maurizio e gli altri dell'Ecomuseo lo vivono quando lavorano con le persone, quindi diciamo che c'è un sentimento che si crea nell'azione ecomuseale, e se lo vivono i protagonisti di questa azione ecomuseale, e questo sentimento può arrivare a noi che lì non ci siamo stati, che non conosciamo neanche le persone, attraverso il film. E questo mi sembra già un elemento che divide molto la scrittura o la progettualità come fatto, diciamo, intellettuale, culturale, dalla visione di un film, che se il film è realizzato in un certo modo crea questa cosa che io chiamo sentimento. Siccome il sentimento è importante, perché io c'ero alla presentazione che è stata più volte ricordata a Campolessi, perché non me la dimenticherò mai, perché è stato
un'occasione di grande emozione, veramente, perché lì hai capito che significa per quelle persone quella cosa che stanno vivendo e in cui sono impegnati. Lo hai sentito, lo hai capito da quello che hanno detto, ma anche da quello che non hanno detto, dalle loro facce, dai loro corpi. Quindi lì si è toccato con mano questo aspetto che è fondamentale, perché queste persone vanno in direzione ostinatamente divergente, no? Come sappiamo benissimo, da quella che è in questo momento il cosiddetto trend generale delle persone per come sono costrette forse per certi versi a vivere. Vorrei ricordo anzi, molti di voi lo conoscono anche, un libro di Luigi Lombardi Satriani degli anni 70, adesso forse Antonello si ricorda pure l'anno, che si chiamava Il folklore come cultura di contestazione, forse la metà degli anni 70. Folklore allora indicava la cultura popolare, non è che indicava quello che oggi viene indicato con questo termine, che non è più, che è cambiato. Però il concetto di Lombardi Satriani era che siccome in quei contesti folclorici c'era comunque una diversità culturale, questa diversità culturale in qualche modo era contestativa della cultura ufficiale o della cultura di massa, era contestativa perché proponeva un altro modo di vivere, di essere, di avere rapporti e di fare le cose. Bene, questo altro modo qui esce fuori in una maniera straordinaria, da parte di tutti, da parte di tutti. E, il gesto, il corpo, le persone che parlano, gli occhi vivaci, le integrazioni, una cosa che si nota nel film e che mi sembra anche questa molto importante, ma che c'è anche in quello che ci ha spiegato Maurizio, che questa dimensione familiare, no? degli allevatori che sono i soci delle turnarie, fa sì che ci sia un'integrazione anche fra le generazioni, come era nel mondo contadino, no? In cui tutte le fasce d'età vivevano la stessa situazione e collaboravano per come potevano. E quindi questa integrazione che è venuta completamente meno oggi, no? Nella nostra società di massa, totalmente è sconosciuta, è incomprensibile. E anche l'integrazione con gli stranieri cosiddetti mi sembra di grandissimo valore, cioè quelle famiglie di rumeni che sono lì a fare un lavoro che a loro piace e che loro già facevano a casa loro. Quindi il valore per loro di fare una cosa che sanno fare, che amano fare. E la dimensione familiare, anche lì mi è piaciuto molto, Michele, che tu hai schierato tutta la famiglia, capito? Perché lì tu capisci delle cose che soltanto le parole non te le fanno capire. E così è anche bellissimo la musica sul sassofono, questa musica rumena che lui fa, come dicevi tu, sonorizzando il paesaggio che è un paesaggio trentino, no? Dove i turisti non capiranno mai né il paesaggio trentino delle vacche e né la cultura musicale rumena, quella di cui ignorano completamente l'esistenza. Quindi c'è una sommatoria di valori nel film che sta sul valore del progetto e come diceva Antonello queste due cose sono strettamente collegate e si valorizzano e si potenziano a vicenda. Quindi secondo me, io l'ho detto prima e lo ripeto, questo è un film che dovrebbe essere proiettato nelle scuole, nei licei, nelle scuole medie superiori, perché secondo me c'è bisogno di questo tipo di educazione che oggi è completamente scomparso, a capire che non è che il mondo va tutto in una certa direzione, ma ci sono tantissimi ancora margini di situazioni di diversità culturale in Italia che soltanto bisogna andarle però a vedere, a volerle vedere e a volerci lavorare come sta facendo il Museo delle Acque di Gemona. Questo volevo dire. Ridò la parola ad Antonello. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire anche soltanto per fare delle domande, delle curiosità, qualche approfondimento alla ricerca di Michele Trentini o in generale al lavoro importante dell'Ecomuseo delle Acque di Gemona, insomma, in questo senso, proprio per le cose che ha presentato Maurizio all'inizio come valorizzazione delle specificità locali,
una dimensione locale del gusto, come diceva lui, che è molto interessante dal punto di vista proprio antropologico, no? Cioè una specificità locale del sentire i sapori e dell'apprezzare sensorialmente le cose, come dire, manifestando l'interesse per la diversità del sapore in un certo senso, quindi di provare curiosità per quanto un territorio possa offrire in una maniera anche inaspettata da un punto di vista degli aspetti alimentari. A parte il fatto che, come dire, una piccola considerazione proprio molto molto personale, i formaggi della latteria di Campolessi li conosco anche per averli assaggiati, li ho apprezzati organoletticamente. Devo dire appunto che quello che veniva detto da diversi dei produttori, non soltanto dal Casaro ovviamente, che sarebbe stato più normale, ma anche da tutti gli altri che producevano il latte che portavano lì, appunto era questa dimensione anche di un sapore specifico, ma soprattutto di un sapore che va al di là della omologazione dei sapori, no? Che ci vengono offerti da una dimensione di massa del cibo e del consumo di cibo. Posso intervenire? Mi sentite? Ecco, no, allora, io, come dire, credo che questa sovrapposizione che Antonello ha fatto e che Roberta sostiene da tempo sia un omaggio sia all'Ecomuseo che a Trentini, perché io credo che questo l'Ecomuseo Le Acque l'abbia sempre dimostrato, deve trovare e scegliere i suoi interlocutori. Io credo che nessun altro documentarista o pochissimi altri avrebbero fatto il lavoro che Michele ha fatto sulla latteria tunaria, quindi c'è stata una condivisione assoluta, estrema. Abbiamo, come dire, adottato lo stesso disegno, la stessa filosofia. Sono d'accordo con Michele quando dice il mio film rientra in una cornice, perché ci sono stati tanti altri eventi, tante altre situazioni, lo sforzo che stiamo sostenendo, prima parlavo dei tempi lunghi, è uno sforzo immane, perché dialogare, definire rapporti con gli allevatori, con i casari, non è affatto facile, non si rendono conto delle potenzialità che il loro prodotto può, come dire, garantire, giovare alla latteria. E sono altrettanto d'accordo con Michele quando dice però questo elemento, il documentario, è un elemento trainante, fondamentale, perché ha un uso che altri eventi più ristretti certamente non possono avere. La cosa che ci ha fatto piacere, che conferma quanto dico, è che certo abbiamo avviato il progetto, il film di Michele di 3 anni fa, 3-4 anni fa, ora non ricordo esattamente, ma dopo la visione, soprattutto dopo la presentazione che abbiamo fatto nel Centro Culturale di Campolessi, la comunità, gli abitanti di Campolessi, anche la compagine, la filiera, i protagonisti, gli attori della filiera di Campolessi hanno assunto una consapevolezza che prima con grande franchezza non avevano. Il prodotto è sempre lo stesso, la latteria ha decine d'anni sulle spalle, il film di Michele ci è servito a questo, cosa che, devo dire, prima non era esplosa come con la presentazione del film, la visione del film. La seconda riflessione molto breve è che adesso, ragionando con voi, ascoltandovi,
mi sono reso conto che il progetto delle latterie turnarie che abbiamo avviato con decine di altri collaboratori, con altri ecomusei, è veramente un progetto politico, perché, come diceva Antonello, certo, è un prodotto che viene registrato in un contesto assolutamente ristretto, però è un prodotto, come i suoi attori, che resiste, che fa parte di quell'altro mondo, anche se andrà ricercato nei piccoli spezzoni dei territori di cui Roberta parlava. La cosa che credo sia veramente comuseale è l'opportunità che abbiamo colto, che è quella di non limitarci al prodotto, non solo di valorizzare un prodotto, ma anche di allargare l'orizzonte. Il fatto di come dire, indurre, promuovere, far ragionare anche Slow Food affinché presidio non sia il prodotto ma il modello, è uno scatto in avanti che per noi è importantissimo, perché ha permesso di accomunare realtà friulane, realtà trentine, realtà venete e spero anche con maggior vigore, con maggiore possibilità, questa micro realtà slovena che veramente dà l'idea che il modello si può allargare su progetti specifici, può essere recuperato e può essere fatto proprio. Questo credo che sia una cosa che abbiamo fatto e che mi rendo conto è veramente importante. Lo stesso che in qualche modo riprende anche una situazione, non dico forzata, ma dovuta a un evento occasionale, quello di Expo, il fatto di mettere in rete sul patrimonio alimentare, sul patrimonio enogastronomico, realtà distribuite su quell'arco alpino, o quasi su quell'arco alpino, su cui il versante sud si sono attivate centinaia e centinaia di turnarie, che ormai restano nel settore di nord-est e che veramente, come qualcuno diceva, sono realtà assolutamente resistenti a cui gli ecomusei cercano di dare una mano. Quindi questo credo che sia, questo tentativo, questa possibilità, questo ragionamento allargato che sta scuotendo anche Slow Food, che non si era accorta di questo. Ed era, come dire, un passo che Slow Food avrebbe dovuto fare e che noi stiamo cercando di stimolare. Questo devo dire motivo di notevole soddisfazione. Significa che anche abbiamo raggiunto un livello di maturità e di consapevolezza, un po' come i proprietari e gli attori della filiera, che forse prima non avevamo. Solo credo lavorando e soprattutto io ritorno sul concetto di fare rete, di collaborare con altre realtà. Abbiamo alcuni ecomusei lavorando in rete, hanno messo in rete le ultimissime latterie turnarie che ancora operano in Italia. Per me questa è una, come dire, una cosa importante. Io avrei una domanda, se posso. Ecco, Giuseppe Ricci è uno studente di laurea magistrale che sta lavorando proprio a un suo progetto di tesi sulla dimensione ecomuseale, nel senso ancora ampio del termine, per portare poi a termine il compimento del suo ciclo di studi. Prego, Giuseppe. Volevo chiedere se le persone della comunità, in questo senso non so, i casari o altri cittadini, insomma, della comunità montana lì delle Malghe, se hanno, non so, consapevolezza o se hanno già implementato o vorrebbero farlo dei progetti futuri di mantenimento, no? Di questo patrimonio culturale, che credo possiamo definirlo così, no? Questo insieme di
pratiche, di saperi, di stili di vita, anche di lavoro che si trasmettono. E poi magari anche se l'ecomuseo, ora non so se ne ha parlato prima perché mi sono perso la parte iniziale, se l'ecomuseo ha dato, non so, una svolta per queste produzioni, o se ha portato dei cambiamenti, ha dato degli strumenti anche per una maggiore consapevolezza loro e magari di rafforzare le reti sociali che ruotano intorno alla comunità, insomma. Intervengo io per la seconda parte, magari chiederei poi a Michele che dia il suo contributo sulle alghe, sulla possibilità che questo modello comunque prosegua o venga rinnovato. Ma io direi che la svolta decisamente c'è stata per la latteria turnaria di Campolessi, questo senza dubbio. Credo che ci sia stato, grazie anche all'azione dell'Ecomuseo e decisamente anche di Slow Food, come dire, un maggiore guadagno, usiamo questo termine. Credo che la percentuale delle vendite sia decisamente aumentata. Quindi la consapevolezza è un elemento fondamentale. E poi, grazie all'Ecomuseo, si sono aperti tutta una serie di canali di opportunità che francamente prima non c'erano. Quindi Torino, Bra per Cheese, Torino per Terra Madre, adesso meno, ma ovviamente ci sono stati anche i 2 anni di pausa a causa Covid. Gli allevatori, grazie anche all'Ecomuseo, hanno partecipato ai mercati, hanno partecipato ad incontri. Il formaggio credo sia stato presentato in regione, anche nelle regioni vicine, in maniera assolutamente diffusa. Quindi ecco, io credo che prima dell'azione, dell'attività dell'Ecomuseo, nessuno, almeno nella nostra regione, conosceva il significato dell'aggettivo turnaria. Era un aggettivo assolutamente sconosciuto ai più, solo agli esperti ovviamente del settore. Considerato, l'ho detto prima, che il progetto ovviamente durerà chissà per quanto altro tempo, poi dipende anche dalla latteria. Appunto, come dicevo, negli ultimi anni c'è stata questa maggiore conoscenza e noi l'abbiamo notato, rilevato in tutti gli interventi pubblici che abbiamo svolto. Una volta chiedevo, devo spiegarvi cosa significa al pubblico, alla platea che c'era, il significato dell'aggettivo turnario, qualcuno rispondeva però in maniera estremamente vaga. Adesso più di qualcuno, molti, confermano che finalmente hanno compreso che cos'è il modello, conoscono alla perfezione la latteria di Campolessi, che ha anche una grossa opportunità, la presenza dello spaccio, che è uno dei punti del decalogo della Carta dei Valori, perché con lo spaccio il consumatore si reca direttamente alla latteria, parla ovviamente con i casari, quindi riesce a comprendere tutto quello che c'è dietro al prodotto, riesce a comprendere gli attori, riesce a comprendere i protagonisti, può assaggiare ovviamente il formaggio, quindi indipendentemente dal ruolo che abbiamo svolto da un punto di vista culturale, credo che anche da un punto di vista, come posso dire, economico, operativo, il peso che la latteria ha raggiunto è decisamente maggiore. Su questo credo, ed è un po', probabilmente tu prima non c'eri quando ho presentato le slide, è il fatto che adesso noi difficilmente ci dichiariamo museo, siamo a tutti gli effetti un'agenzia. Sarà da trovare probabilmente un altro termine che sia meno conflittuale, meno impattante nei confronti degli enti pubblici, dei comprensori pubblici che ci caratterizzano, comunità montane, consorzi di comuni.
Ecco, credo che questo salto di qualità ci sia stato. Il fatto appunto di lavorare in un settore che non è difficile, che è difficile affrontare, dimostra che insomma abbiamo giocato bene le nostre carte, soprattutto ne ha giovato la latteria, ma credo che tutto questo sia dipeso anche dal processo di evoluzione e maturazione che l'Ecomuseo ha avuto nei suoi 22 anni, essendo partiti nel 2000. Cose che certamente, l'ho detto prima, non avremmo fatto nei primi 5-10 anni di attività. Aggiungo qualcosa anch'io perché mi sembra proprio una questione cruciale e magari la ricollego maggiormente ancora al film, ma perché è quello di cui ho fatto maggiore esperienza. Però mentre parlava Maurizio ho pensato un po' anch'io, no? a questi ultimi tempi, a quando ho iniziato adesso mi sposto a Peio, ok? A lavorare sul caseificio di Peio. E sicuramente le cose sono cambiate anche lì, però voglio dire, lo dico io, no, che sono qui e che sono, come dire, anche esterno. Io non so, sicuramente qualcuno anche dei soci del caseificio di Peio potrebbe affermarlo, ma non lo trovo scontato. E quindi credo che forse andrebbe anche un po' rivalutata la figura anche di quello che ha uno sguardo esterno, no? Che spesso poi anche gli etnografi, gli antropologi si trovano, no? Comunque a stare in un posto, a osservare, a diventarne parte, ma hanno sempre anche uno sguardo che è un po' distaccato, no? Perché arrivano anche un po' da un altrove. E questo ti permette di vedere delle cose che magari proprio queste micro realtà, no? Molto legate alle loro radici, alla loro dimensione locale, non vedono. In questo senso, veramente non per fare i complimenti qui online a Maurizio, ma cioè, veramente se li merita, perché insomma di ecomusei ce ne sono tanti, ma questa capacità di guardare un po' oltre il proprio ombelico, secondo me è rara, molto rara, perché l'idea di dire ok, io ho la mia latteria turnaria ma la metto in relazione con un'altra, produco un film che però prevede anche il rapporto con un'altra realtà, poi vado a vedere anche in Slovenia, vado in Veneto, cioè sembra una cosa scontata, ma nella maggior parte dei casi ognuno fa i fatti suoi perché c'ha già tanto da fare, tanto a cui pensare. E perché ci vuole, secondo me, proprio un approccio mentale, culturale che non è così diffuso, mi spiace dirlo. E tornando a Peio, volevo dire questo. Allora, per loro, Peio fa 500 abitanti, ok? Il caseificio è proprio nel DNA, c'è sempre stato, e presuppone, cioè il fatto che esista il caseificio ancora oggi, presuppone sicuramente una caparbietà da parte dei pegaesi, di alcuni abitanti e dei soci, che c'era a prescindere, ok? Io ho fatto anche un lavoro su una scuola, no? Magari qualcuno l'ha visto, si chiama Alta Scuola, una scuola che doveva essere chiusa e un gruppo di genitori ha deciso di tenerla aperta per presidiare comunque la presenza della scuola in paese. Quindi, per dirla in maniera più diretta, hanno la testa dura. Però il giovane Casaro di allora 18 anni, adesso ne avrà 21, 22, cioè per lui si è liberato un posto di lavoro, ok? Figlio di allevatori, voleva stare in valle, perché poi ne abbiamo parlato, e ha trovato un posto di lavoro dove è il caseificio turnario, che sa avere una storia, ma finisce lì, cioè è un posto di lavoro, tutto è migliorabile al caseificio, non si sa quanto resisterà. E quindi per lui era un lavoro duro, cioè, tutti i giorni deve essere là, la mattina, tra l'altro veramente a Peio non hanno neanche, sì c'è Ilaria che aiuta, ma quasi neanche il giorno libero. Succede in poco tempo questo, che facciamo il film in una serata bellissima anche a Peio, paese di 500 abitanti, ci saranno state più di 100 persone in una sala, si rendono conto che c'è anche un altro caseificio in Friuli, Maurizio li invita, arriva il Casaro in Friuli, nel frattempo CIS, Slow Food Italia lo premia, cioè su tutti i giornali, anche sui giornali nazionali c'è questo giovane Casaro
premio Resistenza Casearia, ok? Poi scendono a Trento, al Trento Film Festival, gruppo di pegaesi. Io quando ero in macchina, poi ho fatto il viaggio con Daniele, cioè, ho proprio sentito il fatto che lui, in qualche modo, tra l'altro molto giovane, si stava rendendo conto che non era semplicemente un posto di lavoro in un vecchio caseificio che per loro è scontato. Lui, cioè, stava rappresentando sempre di più, perché gli è arrivata questa cosa veramente potente addosso per un casaro che è veramente una persona molto schiva, che sta dentro il caseificio, che non è proprio abituato, tra l'altro è molto timido. Daniele si è reso conto di essere proprio nella posizione centrale di un sistema che non è solo tradizionale, ma che è proiettato nel futuro, che è valorizzato, di cui si sono accorti in molti. E di questo poi lui ne ha parlato con la Casara, che è venuta anche lei, con gli altri soci. Cioè è una cosa in una realtà piccola, veramente forte, potente, e anche sulla comunità stessa, sui soci, è proprio una presa di consapevolezza del fatto che hanno in mano qualcosa che non si vogliono lasciar scappare, no? Se magari qualche anno fa poteva succedere, adesso ci penseranno 100 volte prima di dire io abbandono, oppure se va via un socio chiudiamo tutto. E questo è successo perché la realtà è piccola e quindi probabilmente riuscire a intervenire è più fattibile, no? Come dire, influenzarla, ma perché si è messo in moto a partire da Gemona e sicuramente anche con l'Ecomuseo della Val di Peio a fasi alterne, diciamo, che però ha un ruolo anche lì di un certo tipo nel promuoverlo, pazzesco, fondamentale, ma probabilmente lo vedo io, lo vediamo noi che siamo qui a parlarne e meno loro. A un certo punto se ne accorgono anche loro per forza di cose, no? All'interno di questa rete di eventi in cui sono coinvolti. Ecco. Quindi credo che sia veramente troppo importante questa cosa per queste realtà e sarà più difficile che scompaiano, almeno queste. Ci penseranno ben bene perché hanno proprio un valore e gli è stato, come dire, non solo spiegato, ma dimostrato che se lo devono tenere stretto. Qualche altro intervento? Tra l'altro, tanto per dire, dobbiamo proprio stamattina mi è arrivata anche una mail, la vicina Val di Rabbi, cioè abbiamo la Val di Peio, vicino c'è la Val di Rabbi, è la valle con più malghe rimaste nel Trentino. Lì c'è un mulino e una piccola realtà, non so se sia ecomuseale, Maurizio, non credo, comunque un'associazione di giovani ragazzi che da anni opera mi hanno chiesto di fare una proiezione quest'estate. Le proiezioni lì sono molto partecipate e comunque lascia il segno anche in quella valle, no? Che è proprio vicina alla Val di Peio, al visionario di Udine, giusto quest'estate anche faremo una proiezione. Ecco, sono, come dire, tutte apparentemente piccole cose che però secondo me modificano un po' la realtà. Salve, io avrei una domanda. È stato detto, non so se mi sentite. Sì. Certo, sì. Che Patrizia Belvisi, anche lei è una studentessa di laurea magistrale, insieme Esatto. anche con l'altro studente di prima, stanno conducendo il loro percorso di eccellenza, diciamo così, quindi seguono questo seminario anche come attività del loro percorso di eccellenza. Prego, Giusto. Patrizia. Volevo sapere cosa ne pensano i due, comunque, chiamiamoli, queste latterie torniarie dell'entrata in gioco della latteria slovena, quindi questo, possiamo dire, territorio altro che entra nel territorio italiano in questo circuito, quindi che entra a far parte di questa, diciamo, comunità formata da
da queste varie latterie. Inoltre volevo chiedere se con tutto questo marketing, possiamo dire che nasce ultimamente con il fenomeno di internet, quindi con una diffusione delle notizie, non si ha paura che diventi un fenomeno più turistico e quindi che cambi il suo aspetto iniziale? Allora, ovviamente mi sentite? Sì, credo di sì. Io credo che se riusciremo ovviamente a coinvolgere in questo percorso questa piccola realtà slovena, ovviamente il progetto non potrà che arricchirsi. Certo, è un po' complicato come dire, creare le condizioni per una collaborazione ottimale. Abbiamo come dire, coinvolto un'antropologa slovena che ha partecipato a più riprese al nostro festival Sguardi sui territori, perché abbiamo compreso che è assolutamente necessario che prima che ci sia questo rapporto diretto qualcuno debba preparare il percorso, debba preparare il cammino. È un po' quanto dicevo prima, no? Prima che le realtà e le reti si consolidino o i rapporti si concretizzino, è fondamentale per gli ecomusei verificare, interloquire, ragionare per poi procedere a velocità costante. Quindi io credo che questo rapporto debba realizzarsi. È una piccola realtà perché il modello turnario, a differenza che appunto nei casi delle 3 latterie che si sono attivate, che stanno facendo sistema rete, è un modello che si verifica in Slovenia, in alcune aree della Slovenia all'interno del parco del Triglav, però si verifica unicamente quando le malghe vengono caricate, quindi unicamente nel periodo estivo. Ovviamente poi autunno, inverno e per buona parte della primavera c'è il ritorno nel fondovalle e lì ritorna, come dire, la gestione individuale o comunque gli allevatori forniscono chiaramente il latte al caseificio, anzi vendono il latte al caseificio. Quindi una realtà del tutto particolare, ma io credo che possa tranquillamente rientrare nel perimetro che ci siamo dati. Il paradosso qual è? Che, ve l'ho detto prima, nella nostra regione, oltre alla latteria turnaria di Campolessi, ci sono altre 5-6 latterie turnarie. Ovviamente noi, come dire, nella nostra apertura totale, abbiamo cercato di coinvolgerle perché credo che sia vantaggioso per ogni realtà fare un ragionamento collettivo, generale, rientrare in un quadro più ampio. Ovviamente poi le produzioni, tutte le latterie le garantiranno, credo che nulla verrebbe sottratto. E invece un paio di realtà si sono avvicinate perché, come diceva prima, è svolto a Gemona in occasione di una festa del formaggio, credo ormai 3 anni fa, perché per 2 anni non ci siamo più attivati, non potevamo attivarci, quindi la festa è stata interrotta. Vediamo se quest'anno verrà ripresa con l'opportunità da parte nostra di allestire questa mostra fotografica dove le varie latterie e i vari opifici si metteranno un po' in mostra. Ecco, solamente 2 si sono avvicinate, ma poi abbiamo cercato anche di stringere, di definire i rapporti. Non c'è stata alcuna disponibilità a collaborare. Paradossalmente, dicevo, i segnali ci arrivano dalla Slovenia, anche credo con l'opportunità di far rientrare la loro produzione in questa sorta di presidio dato, consegnato non al prodotto ma al modello, e quindi ci troviamo più vicini da un punto di vista operativo e da un punto di vista culturale a definire rapporti con una realtà che non c'è lontana geograficamente, ma che sta dall'altra parte, sull'altro versante delle Alpi. Quindi massima fiducia e massima disponibilità a collaborare.
Per quanto riguarda il turismo, beh, io credo che la latteria turnaria di Campolessi, ma anche quella di Peio, credo che a Peio saremo stati parecchie volte e anche abbiamo visto il flusso di consumatori e di persone che si recano al caseificio, che è una realtà anche da un punto di vista, come dire, strutturale straordinaria. Credo che addirittura che i piani superiori anche lì ci siano delle sale per esposizioni, eccetera. Quindi c'è, come dire, ecco, però il turista che accede, che visita gli spazi, che li frequenta, credo che sia assolutamente un turista da coltivare, perché è motivato, è un turista, come posso dire, si usa questo termine slow, lento, che chiede, che si informa. E quindi il numero di persone che almeno nel nostro caso si sono avvicinate sono persone che arrivano da Trieste, che arrivano da Udine, che arrivano dal Veneto, addirittura da Pordenone, perché hanno, come dire, sentito il richiamo di questa latteria. Una volta che ci vengono, vi assicuro, ritornano. Si fanno decine e decine di chilometri, ovviamente l'occasione buona, magari non so, per visitare Gemona, per visitare Venzone, per visitare Artenia, e quindi la latteria ha veramente una capacità di traino assolutamente importante. Però, ripeto, a mio giudizio, verso persone che potrebbero, come dire, rappresentare, che rappresentano un modello di turismo diverso, consapevoli anche loro. Io questo pomeriggio, questa sera, ribadisco, ripeto, il sostantivo consapevolezza, perché l'Ecomuseo è consapevole, gli allevatori e i casari sono consapevoli, le realtà lattiero-casearie di queste filiere sono consapevoli di intrecciare rapporti, e anche chi frequenta le latterie è un consumatore, chiamiamolo come vogliamo, un turista, eccetera, altrettanto consapevole. Quindi non è il turista, come dire, bieco, il turista grossolano che spesso incontriamo. È un turista che io giudico interessante, e soprattutto un turista che può venire a vantaggio, essere a vantaggio della latteria. C'era una prenotazione di un saluto e un intervento. Sì, salve a tutti, buonasera, sono Angelo Valerio, il presidente dell'Ecomuseo dell'Agropontino. Chiaramente un saluto a tutti e complimenti per l'iniziativa, e soprattutto ai miei amici, dottoressa Roberta Tucci e al mio grande amico Maurizio Tondolo. Fate delle cose eccezionali, state avanti, all'avanguardia. E poi quello che più ci tengo a mettere in evidenza è proprio il termine consapevolezza. Ecco, visto che noi abbiamo una realtà nel centro-sud completamente diversa, non entro nel merito perché non è questo l'ambito di discussione, magari lo faremo quando ci vedremo qui da noi a Latina. Voglio farvi una domanda sotto il profilo politico, perché se ne è toccato poco. Poi alla fine questa è un'azione politica, a tutti gli effetti, è chiaro, è anche importante e consapevole. Secondo voi, quanto è consapevole la politica eletta e come interagisce nei confronti di queste iniziative? Secondo me dovrebbe no, sponsorizzarle, incentivarle, finanziarle. Lo chiedo perché poi sono chiaramente, questo a livello nazionale, a livello regionale, abbiamo problemi che poi si verificano concretamente, cioè come loro interagiscono con noi e quando sono consapevoli della misura che mettono in atto per far svolgere determinati tipi di azioni di sviluppo locale. Grazie, un abbraccio a tutti, grazie. Chi è che vuole rispondere? Forse Maurizio ancora. Risponde, provo io, quello che si sporca le mani sul campo. Allora, detto schiettamente, certamente l'ente pubblico, il comune, l'ente comprensoriale credo che potrebbe fare di più, ecco, usiamo questo termine, potrebbe fare di più anche perché sono realtà importantissime per il territorio. Questo significa che, ad esempio, Gemona non debba affatto escludere altre due latterie che non sono turnarie, ma sono realtà, diciamo, private, assolutamente.
è che la sensazione che abbiamo è che il grande, non dico il solo, ma il grande sforzo lo faccia l'Ecomuseo, che sempre in primo piano ha cercato a più riprese anche maggiori coinvolgimenti. Bisogna riconoscere che la Regione comunque, sotto anche credo la nostra spinta, finanzia le latterie turnarie, quindi è una cosa che fino ad alcuni anni fa non era assolutamente possibile, sarebbe stata improponibile. Da alcuni anni, tra l'altro poi nel frattempo è cambiato anche il colore dell'amministrazione regionale, ma vedo che questi contributi comunque restano, permangono. È un po' il ragionamento che facevo prima. Ormai le latterie turnarie rappresentano quelle realtà, come dire, importanti, anche se estremamente ristrette, estremamente ridotte, che qualificano le produzioni del territorio. Se facciamo una valutazione complessiva dei formaggi, anche dei formaggi che vengono, come dire, celebrati, raccontati, che non sono certamente formaggi tradizionali, ma che sono ormai formaggi industriali, insomma, è importante che si dia peso anche alle realtà che invece operano sul territorio e che, nonostante, come dire, il loro carattere forte, residuali, ancora rappresentano elementi comunque da prendere in considerazione. Tra l'altro, un'altra cosa che posso dire è che nelle varie edizioni della Festa del Formaggio, che per Gemone è un'istituzione e che si svolge in corrispondenza ovviamente del mese di novembre, lo sforzo che abbiamo fatto è quello di far dialogare le realtà importanti, i produttori importanti che producono formaggi a livello nazionale che meritano essere presi in considerazione. E quindi ci siamo, come dire, inseriti nell'ambito della cornice della festa, facendo una festa ristretta all'interno della cornice generale, con la presentazione anche una seconda volta del film di Michele, organizzando degli incontri con singole realtà o con singoli produttori. Quindi abbiamo un po' dato peso e sostanza culturale a una festa che invece sarebbe stata, come dire, basata sull'ordinarietà. Chiamiamo più produttori possibili, ne rendiamo loro possibile la vendita dei prodotti, però con poche occasioni di riflessione. Quindi questo è un ulteriore elemento che abbiamo aggiunto e che credo pesi sul piatto della bilancia. Ecco, anche questo modo di allargarsi e di entrare, di concertare con i comuni e con le pubbliche amministrazioni le modalità con cui organizzare un mercato o una festa, insomma, anche questo è un ruolo che abbiamo assunto. La prossima iniziativa è questo mercato, grazie a un finanziamento anche del GAL. Abbiamo interloquito, abbiamo definito un rapporto con un'associazione carinziana che è molto vicina a Slow Food e abbiamo iniziato a, come dire, mettere a confronto, mettere in interazione i produttori del Gemonese e i produttori appunto carinziani. Siamo stati noi alcuni giorni fa ospiti del loro mercato, loro lo saranno in un piccolo comune dell'Ecomuseo che è Artenia il 25 di giugno e anche questo credo sia un modo che rientra in quelle che sono le strategie e i modi di ragionare e di fare dell'Ecomuseo. Posso dire ancora due parole? Prego, ne ha facoltà. Grazie. No, volevo riprendere questo discorso sul ruolo della politica, no? Rispetto a questo tipo di azioni. Che il problema oggi è che per certi versi la politica sta indietro ai territori, perché la politica quando si avvicina a, per esempio, l'allevamento, al tema dell'allevamento, al tema della transumanza, che poi è un elemento di valorizzazione dell'UNESCO, no? Del patrimonio immateriale, come lo fa?
lo fa andando a costruire eventi che vengono finanziati, oppure a focalizzare eventi, anche quelli che vengono finanziati, che sono rappresentazioni del tutto finte di qualche cosa che non si sa che invece avviene veramente in tutt'altre modalità. Per esempio la transumanza, cioè quello che viene finanziato dalla politica a livello locale sono le feste della transumanza, dove ci sono tutte queste situazioni di tutti finti, sono finti allevatori, persino gli animali sono finti, se si può dire questo, che fanno la festa in cui si mangia, sostanzialmente si mangia, si fa un po' di bagarre, c'è la musica, c'è questo e c'è quello. Quando le Alpi e gli Appennini sono pieni di transumanze vere, cioè di allevatori che hanno un'attività economica, perché l'allevatore ha un'attività economica, con tutto quello che comporta di culturale anche, che portano gli animali dalla pianura alla montagna e viceversa a seconda delle stagioni, e questa è una pratica che esiste. La politica la ignora totalmente, sono anche quelli che mantengono il paesaggio, questa cosa la diceva, era un'osservazione che aveva fatto giustamente Michele, no? Sono quelli che mantengono il paesaggio, e il paesaggio alpino e appenninico in certi luoghi è un paesaggio con le vacche. Però questa cosa viene completamente ignorata e invece i politici vanno appresso all'evento, l'evento che è la festa di questo e di quello, come le feste della mietitura, eccetera, eccetera. Allora, secondo me il ruolo degli ecomusei dovrebbe proprio essere quello, nei limiti del possibile, perché spesso la politica è un po' sorda di orecchie, però dovrebbe essere cercare di stimolare, se non altro le politiche locali, no? I politici locali, a guardare nella parte giusta, perché sono sempre che guardano dalla parte sbagliata, a cercare di fargli presente che esistono delle realtà. Questo lavoro che l'Ecomuseo di Gemona fa anche con i politici locali, con molta pazienza e con molta consapevolezza e tenacia, è importante farlo. Probabilmente si ottengono pochi risultati, perché oggi la situazione generale in Italia della cultura mi sembra si sia abbastanza abbassata, e poi ci sono degli stereotipi, delle mode, ci sono tutta una serie di problemi, no? Delle parole chiave che sembra che valgano di più di altre, che non sono parole chiave ma esprimono la stessa cosa. Però voglio dire, a livello locale un'istituzione come un ecomuseo è proprio quella che potrebbe aprire un po' questi veli che i politici hanno davanti agli occhi e fargli vedere delle cose che lì avvengono e che loro non vedono, e spendere anche i soldi pubblici a questo punto in un modo migliore, perché credo che poi dobbiamo anche tenere conto del fatto che i soldi pubblici sono pubblici, no? E quindi noi stiamo parlando adesso di attività che costano molto poco alla collettività e che però danno risultati che abbiamo visto. Quindi non c'è bisogno di avere tanti soldi e spendere tanto, ma c'è bisogno di avere le idee chiare, progettualità e collegamento vero col territorio. Tutti parlano di territorio, no? I politici parlano sempre di territorio, ma sono molto distanti dal territorio. Quindi questo è, secondo me, un ruolo che l'Ecomuseo pazientemente e tenacemente può cercare di svolgere, forse con qualche risultato, mi auguro. E vabbè, insomma, era per concludere su questo aspetto della politica. Ridò la parola al Discassa. Bene, nel frattempo sono le 19, quindi siamo arrivati densamente, diciamo così, a chiudere il pomeriggio che ci eravamo prefigurati in qualche modo per questo seminario, che mi sembra sia stato ricco di spunti di discussione, ricco di prospettive, ricco di forme di, come dire, di riflessione intorno ad argomenti che in qualche modo a diverso titolo stanno a cuore un po' a tutti quanti noi, insomma, sia come antropologi, sia come operatori museali, sia come cineasti, sia come comunque persone che vivono nella dimensione civile, diciamo così, con cui uno vorrebbe dialogare in maniera un po' più
un po' più ricca di restituzione vera, diciamo così, al territorio, così come sottolineava prima Roberta, rispetto agli interventi politici fatti in forma di promozione in qualche modo di carattere clientelare, se così vogliamo dire, poi alla fine, insomma, senza mezzi termini molto spesso, no? Cioè di favorire operazioni che in qualche modo possono rappresentare un ritorno di immagine per il politico di turno che faccia diciamo così, l'operazione che poi in un certo senso magari registra anche un'adesione di una qualche adesione di pubblico localmente, proprio perché appunto fare festa, offrire cibo gratuitamente, portare cantanti e cose di questo genere, qualche cosa che è sempre da tempo viene praticata come forma di attrazione, diciamo così, per costruire consenso. Nel frattempo vedo il nostro direttore della scuola che ci saluta, appunto, e forse vuole dire qualche cosa conclusivamente. Avevo il microfono spento, ma sono qui. Forse vuole dire qualcosa conclusivamente. Guarda, devo dire che è stato un silenzio denso, se posso, per me, non per voi ovviamente, ma perché ho apprezzato moltissimo tanto l'introduzione al pezzo di film, visto che non era intero, che secondo me è stata anche molto utile per poter cogliere la pregnanza. E da questo punto di vista è stato sicuramente un buon viatico, un buon inizio. Pur non essendo uno specialista quale tu sei di film etnografici, l'ho visto con estremo interesse, veramente molto bello, pieno di spunti, pieno proprio di riflessioni che vanno fatte. E anche molte delle cose che avete notato, anche, mi avevo colpito anch'io ero stato colpito ad esempio dalla famiglia rumena, ma anche poi da questo clima generale, da come si poneva in generale l'attenzione su questo aspetto di lavoro comune, di cura. Questa cosa mi ha molto colpito, perché è una cosa che ultimamente è poco presente, di cura comune. Ho preferito però ascoltare con grande godimento, in silenzio, i vostri commenti, che sono stati tutti molto belli e che fanno molto riflettere. Per cui io personalmente, e in quanto direttore per quegli studenti che si sono collegati, vi vorrei ringraziare molto, è stata veramente un bellissimo pomeriggio. Grazie. Benissimo. Se non ci sono altri interventi, credo che possiamo avviarci alla conclusione e a salutarci tutti quanti, auspicando, diciamo così, che ci siano altri incontri di questo tipo, insomma, in futuro, sia per la scuola ma anche per altre occasioni che eventualmente si possono configurare. Da parte mia un grazie veramente sentito, sia a Maurizio Tondolo, sia a Michele Trentini, sia a tutti quanti quelli che hanno partecipato. Grazie. Grazie anche da parte mia, grazie a tutti, è stata una bellissima occasione. Grazie, arrivederci. A presto, dai. A presto, speriamo, sì. A presto, buone cose. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci, ciao.